sola sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì rivivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non resistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. E questa bellissima canzone con queste importanti e bellissime parole, parole veramente hanno un significato ben preciso, perché si parte. Io la dedico soprattutto a questi due ospiti, ne ho tre, ma in particolare al dottor Domenico Marco Bonifati, direttore unità operativa complessa neurologia del Canfoncello Treviso. Buongiorno dottor Bonifati, grazie di essere qui con noi, e al dottor Simone Tonello, responsabile unità ICSO neurologia Canfoncello, sempre di Treviso. Proprio la dedico a voi perché noi partiamo con voi quando abbiamo queste patologie, questi problemi. Si parte per un lungo viaggio e ci affidiamo a voi, alle vostre mani, alla vostra sapienza, alla vostra conoscenza e competenza. Perciò grazie, perché fate delle cose veramente incredibili nel 2023. Veramente vi diciamo grazie a nome di tutti. Vi presento anche un'altra ospite che è Antonella Acetti, referente ASIND-COLF Treviso, Associazione Sindacale Nazionale tra i datori di lavoro e di collaboratori familiari. Molto importante parlare anche di lavoro domestico, di aiuti alle
persone in difficoltà, ma inizierei proprio con questi importanti medici per capire a che punto siamo, perché veramente voi state facendo di tutto, grazie poi anche alla ricerca, alla scienza, alla tecnologia, che ha portato dei miglioramenti incredibili. Prego, dottor Bonifati. Buongiorno. Diciamo che in neurologia gli avanzamenti negli ultimi anni sono stati veramente importanti su tante patologie, perché abbiamo nuovi farmaci, ma direi che forse una delle cose più innovative negli ultimi anni è stato il trattamento dell'ictus cerebrale. Prima, grazie all'Stroke Unit, e qui con me c'è il nostro responsabile appunto dell'unità ictus, si chiama, del Cafoncello di Treviso, perché ha permesso di poter molte volte risolvere un caso di ictus, cioè riaprire un vaso che si era chiuso e quindi far tornare un paziente alla normalità neurologica. Questo non accade sempre, ma accade in un buon numero di casi, sia attraverso, diciamo così, la possibilità di sciogliere dei trombi che hanno chiuso il vaso, sia proprio attraverso la possibilità meccanica di andare su con delle sonde per aprire il vaso, ma poi di questo magari parlerà più in dettaglio il dottor Tonello. Queste sono cose che fino a, direi, 15 anni fa erano assolutamente impensabili. Una persona con un ictus spesso veniva messa a letto e rimaneva con esiti disabilitanti. Ancora adesso l'ictus è la principale causa di disabilità nel mondo. Grazie per averlo ricordato, io la chiamo primario, mi scusi dottor Bonifati, ma per me è un primario, non so cosa chi ha messo questi cambiamenti di nomi, direttore, cioè lei è il primario. Allora primario, quello che vorremmo anche capire, perché qualcuno mi ha chiesto anche di farle questa domanda importante, ma è vero che quando una persona ha avuto un ictus non torna più come prima? Perché dalle sue parole invece sembra che ci siano casi e casi, ma se arrivano i soccorsi veloci e immediati forse è molto importante. Cosa ci dice primario? Sì, assolutamente, cioè l'importante è arrivare presto, perché quelle terapie di cui magari adesso chiediamo al dottor Tonello qualche dettaglio in più, si possono fare nel momento in cui vengono fatte presto, quando il tessuto cerebrale è ancora salvabile. Il tessuto cerebrale va incontro molto rapidamente a ischemia o necrosi, sono due termini assolutamente equivalenti, e quindi si danneggia in modo irreversibile. In una prima fase, nelle prime ore, e poi vedremo anche quali tempistiche, si può salvare quel tessuto e quindi il paziente può ritornare alla normalità senza esiti. Viceversa, se non si riesce ad agire presto, effettivamente l'ictus lascia un'importante disabilità neurologica. Avete capito? Allora, prima di passare la parola, dare la parola al dottor Simone Tonello, sentiamo Francesca da Verona. Ciao Francesca, sei il numero 1 questa mattina, ciao. Ciao Mirella. Prego Francesca. Pronto? Sì, guarda che ti sentiamo benissimo, vai. Caduta la linea. Allora, dottor Tonello, cosa ci racconta? Allora, visto dopo aver sentito il primario Bonifati, ecco l'importanza soprattutto di fare presto. Prego. Sì, allora è fondamentale agire in tempi brevi, perché prima si agisce e più è probabile che noi riusciamo a salvare quel tessuto che è andato in ischemia ma che non è ancora morto. E questo lo facciamo fondamentalmente attraverso due tipi di approccio terapeutico. Uno che è la somministrazione di un fibrinolitico, cioè un farmaco che scioglie il coagulo che ha occluso l'arteria, e quando c'è un'occlusione di una grossa arteria, oltre all'impiego del fibrinolitico abbiamo la possibilità, tramite il lavoro del collega neuroradiologo, di andare su attraverso un catetere, raggiungere il punto in cui l'arteria è stata occlusa dal coagulo, e a quel punto lì o si aspira proprio tramite un vero e proprio procedimento che si chiama tromboaspirazione, oppure lo si aggancia tramite un catetere e poi questo catetere tira via il coagulo liberando l'arteria e quindi consentendo che il sangue torni a refluire e quindi riporti l'ossigeno a quel tessuto che ha sofferto ma che non è ancora morto. Chiaramente prima si fa
e più facile è che la quantità di cellule che vengono salvate sia più elevata e che quindi conseguentemente il danno sia minore o addirittura che il danno si possa anche scongiurare del tutto. Allora, noi sentiamo a volte di persone anche relativamente giovani, se non giovani, proprio che all'improvviso ci lasciano perché colpite anche da questi ictus molto forti. È vero o non è vero? Che statistica avete? Ma l'ictus può accadere anche nel giovane, è chiaramente una patologia come anche l'infarto miocardico età correlata, cioè il rischio aumenta man mano che aumentano gli anni e aumentano i fattori di rischio dell'ictus, la pressione, il colesterolo, il fumo, però può accadere anche nel giovane. Di solito nel giovane sono circa il 10-15% dell'ictus, giovani intendiamo sotto i 50 anni mediamente. Ecco che le cause possono essere diverse, molto magari più rare, alcune anomalie cardiache, alcune dissecazioni dei vasi delle carotidi o delle vertebrali, vasi che portano il sangue al cervello. È chiaro che appunto nel giovane, proprio perché ci sono queste cause un po' più rare di ictus, l'iter diagnostico è più complicato, è più complesso, prevede molti più accertamenti per andare a cercare queste cause più rare. Mentre nell'ictus, diciamo così, dell'anziano si correggono i fattori di rischio vascolari, come abbiamo visto colesterolo, fumo, pressione, e si cerca in modo molto attento una fibrillazione atriale, perché questo può cambiare la terapia. Primario Bonifatti, la buona alimentazione, lo sport, il non fumare, ma soprattutto lo stress, ecco, può incidere? Cosa ci racconta? Allora, l'alimentazione sicuramente in termini di colesterolo, quindi di evitare grassi saturi, avere un'alimentazione corretta, diciamo quella classica dieta mediterranea, quindi ricca di frutta, verdura, pesce azzurro, questa sicuramente è una cosa importante. Lo stress, ci sono diversi studi in questo senso, ma come ce ne sono studi anche per esempio sull'inquinamento, che è un altro fattore di rischio. Lo stress può agire in cronico, soprattutto alterando per esempio la pressione arteriosa. Dobbiamo ricordare che la pressione arteriosa si alza normalmente con l'età, perché proprio i vasi diventano più rigidi, sono tubi che nel giovane sono molto elastici, ma man mano che passa il tempo diventano più rigidi e quindi la pressione si alza. Normalmente una persona non è che sente la pressione alta se non se la controlla, e questo è l'errore che fanno molti: non avendo sintomi, non sentendo nulla, non controllano la pressione, mentre dopo i 50 anni sarebbe assolutamente opportuno, perché è inevitabile un graduale aumento della pressione che va abbassata con farmaci per ridurre il rischio di ictus e di infarto. Allora abbiamo il nostro Rinaldo. Rinaldo, sei ancora ricoverato all'Angelo Maestro o sei venuto a casa? No, sono a casa. Sono a casa. Oh, finalmente, sono contenta, perché Grazie, spieghiamo che Rinaldo purtroppo era stato colpito dal Covid nonostante la vaccinazione e adesso finalmente è tornato a casa, perciò capite che non è così tana libera come qualcuno ci fa credere, è meglio dirlo, ecco, mascherine negli ospedali, soprattutto nelle RSA, mi raccomando, perché sono importanti. Prego Rinaldo. Innanzitutto vorrei ringraziare i medici, questi e tutti i medici che sono negli ospedali, perché ci curano con l'amore della famiglia. Dovremmo, questi medici che sono qua, tenersi più cari della Corana d'oro che avremo ancora. Per queste persone, per noi altri, ne salva le pene e fa tutto per noi altri. E sono invisibili. Un comico si ricorda, va bene, al professor Larucci, che è il papà del professore, non si ricorda nessuno. Queste sono le persone che avremo da fare le statue da vivi, non da morti. Per queste persone che sono qua, metti da fuori, sai mai, solo per dargli con quella sicurezza che gli ha fidelità, e tenete benessere addosso. E allora la politica va ad aiutarvi finanziariamente, metterli in grado di dover fare tutto quello che fa, perché certe robe che riesce a fare, le fa facendo i salti mortali. Io vi ringrazio di tutto il cuore, va bene, perché vi auguro una bella giornata e che si arriva a tutti i vostri sogni dei medici.
Grazie. Grazie a te Rinaldo, sono molto contenta che sei ritornato a casa perché capite che non siamo più, e qua mi rivolgo sempre al primario Bonifatti ma anche al dottor Tonello, non ci siamo più con le spalle al muro. Avete osservato anche voi un long covid oppure no, nel vostro reparto cosa ci raccontate? Perché molti reparti hanno avuto ancora il long covid, che qualcuno dice che non esiste. Prego. Non è arrivata? Non sentono. Non sentono. Dottor Bonifatti, mi sente? No, non mi sentono. Prova. Allora intanto sentiamo anche cosa ci racconta Antonella Aceti, referente appunto all'Associazione Sindacale Nazionale tra i datori di lavoro e i collaboratori familiari. Allora, com'è la situazione? Noi ci siamo viste tempo fa, poco tempo fa, non tantissimo, dove lei era stata a Roma. Adesso mi raccontava che ancora una volta è stata a Roma ed è ritornata da Roma. Allora, cosa è successo? Allora, l'ultima novità è la non accettazione, il non passaggio della deducibilità e il passaggio dai 1.500 attuali ai 3.000 euro massimo da poter portare in deduzione dei contributi. Ve la dico breve, nel decreto lavoro, quello del 1° maggio, era inserita una norma, l'articolo 34, che prevedeva l'innalzamento della soglia di deducibilità dei contributi fino a 3.000 euro. Attualmente, o meglio, da tantissimi anni, la misura della deduzione è di 1.549. La norma non è passata. Allora siamo ancora, nonostante l'aumento delle retribuzioni di quest'anno, l'aumento dei contributi, la misura delle deduzioni non è cambiata. In buona sostanza io continuo a vedere che nulla cambia nel lavoro domestico. Facciamo un esempio anche per chi è a casa. Sì, facciamo un esempio. In un rapporto di lavoro a tempo pieno, parliamo di assistenti familiari a tempo pieno, i contributi a carico del datore di lavoro annualmente sono di 2.527 euro. Il datore di lavoro può portare in deduzione oggi 1.549 euro. Aver alzato la soglia ai 3.000 avrebbe consentito al datore di lavoro di abbassare l'importo imponibile, pagare meno tasse e risparmiare circa 865 euro. Questo non è passato, il che vuol dire che tutta la spesa del lavoro domestico, che continua a non essere deducibile, è a carico del datore di lavoro domestico. Non dimentichiamoci che il datore di lavoro domestico non è un imprenditore, è una famiglia, un anziano nella maggior parte dei casi, una famiglia che ha bisogno della colf se non della babysitter per sopperire le esigenze della famiglia. Oggi tutto il costo rimane a carico del datore di lavoro, ripeto, salvo la deducibilità dei contributi o salvo una detrazione che è pari al 19% di 2.100, in soldoni 399 euro di tasse all'anno, ma solo per i redditi inferiori ai 40.000 euro lordi e solo per assistenza non autosufficienti. Noi continuiamo a chiedere a questo governo di aiutare le famiglie, perché questo significherebbe anche far emergere il lavoro nero, che noi sappiamo che nel settore domestico mi corrisponde una percentuale del 60%. In effetti è una piaga questo lavoro nero del nostro paese, purtroppo, ma finché si parla di precariato ancora adesso non so se ne verremo fuori. È ritornata Francesca. Francesca, vai veloce! Ciao Mirella. Ciao. Posso parlare con il neurologo? Certo, basta che vai avanti però. Ok, buongiorno dottore.
Vai Francesca, parla. Ascolti dottore, io soffro di sclerosi multipla, vorrei sapere se è venuto fuori altre medicine che cura questa malattia. La ringrazio tanto, l'ascolto per televisione, grazie. Brava Francesca, veloce, stringata. Prego dottor Bonifatti, prego primario. O Tonello, non so chi vuole rispondere. Dottor Tonello, prego. Dottor Tonello. Sì, allora, guardi, cioè, di farmaci, chiamiamoli nuovi, per le malattie infiammatorie come la sclerosi multipla, ne sono usciti veramente tanti. Farmaci che sono riusciti a cambiare in modo significativo la prognosi e la qualità di vita di questi pazienti. Certo, bisogna capire la malattia in che fase si trova. Se siamo una malattia che è ancora in fase iniziale e è caratterizzata da ricadute e remissioni, come si dice, oppure se siamo in una fase più avanzata in cui la malattia ha un andamento lentamente progressivo, perché a seconda della fase della malattia in cui ci troviamo anche la risposta alla terapia farmacologica ovviamente sarà diversa. È vero però che oggi rispetto a 10-15 anni fa le possibilità terapeutiche per il trattamento di questa malattia sono fortemente aumentate e molto migliorate, e che quindi la qualità di questi pazienti molto spesso ha una qualità di vita praticamente quasi normale. Grazie dottor Tonello per questa risposta molto importante per Francesca, perché hanno sempre bisogno di informazioni, anche perché non avendo più o poco il medico di base, che era un punto di riferimento importantissimo, queste persone continuano a chiamare a Sveglia Veneti e cercare delle risposte che magari non trovano facilmente. La mia domanda, primario Bonifatti, che le facevo prima che lei non aveva sentito, era se avete riscontrato anche voi un long covid a livello cerebrale, perché molto si parla di long covid, qualcuno dice che non esiste. Cosa ci dice primario? Le dico che in realtà dobbiamo ancora fare degli studi, diciamo così, fatti bene, nel senso che in realtà spesso dopo infezioni di vario genere rimangono degli esiti, dei residui che possono essere appunto la stanchezza o questa cosiddetta brain fog, cioè questa nebbia cerebrale, questa difficoltà di concentrazione, di attenzione. È vero però che sono anche sintomi molto aspecifici, cioè sono presenti in molte malattie, sono presenti dopo molte infezioni o anche dopo insulti cerebrali più generici. Per cui che ci sono degli elementi, degli studi che dimostrano un interessamento cerebrale anche dopo aver avuto il Covid, però quanto sia frequente l'entità del disturbo è un pochino tutto da valutare, perché teniamo presente che spesso appunto lo stress dato dal Covid stesso può o far emergere magari difficoltà che erano anche preesistenti, o può portare a problematiche di altro tipo che possono, diciamo così, essere molto simili alla fatica, alla nebbia cerebrale, a difficoltà di concentrazione. Insomma, ci sono ancora studi da fare per effettivamente capire bene quanto e di che gravità può essere questo long Covid. Allora, io ho una ragazzina che viene a Villa Margherita, primario, la quale, parlo molto semplice così a casa capiscono, soffre di stanchezza cronica. Purtroppo questa patologia che le impedisce di andare a scuole, le impedisce di fare tantissime cose. Per fortuna abbiamo trovato un punto di riferimento che è l'associazione Gli Realisti, sono i giochi di ruolo, dove questa mamma porta questa ragazzina a frequentare Villa Margherita e staccare un po' la spina. Ecco, cosa ci dice di questa patologia, primario? Stanchezza cronica è un'altra di quelle patologie, appunto, come dicevamo prima, con sintomi molto specifici, bisogna valutare bene il caso. Spesso sono pazienti che hanno bisogno proprio di un approccio in qualche modo multidisciplinare, cioè neurologo e altre figure, per cercare un pochino di provare a trattare questi pazienti. Ci sono aspetti di vario genere su questa patologia qua, non c'è una causa ben precisa, e a volte anche gli aspetti, tra virgolette, in qualche modo psicologici hanno un ruolo importante, perché di fatto poi gli esami del sangue sono normali, spesso, diciamo, non si trovano nulla agli esami del sangue, anche ad accertamenti molto più approfonditi, risonanze ed altro. Diciamo che la causa di queste sindromi è ancora poco nota, ma sicuramente vi sono vari aspetti da considerare. Grazie, allora andiamo a vedere anche questo servizio.
Andiamo a vedere ULSS 2 ictus e poi lo commentiamo col primario Bonifatti e col dottor Tonello. Andiamo a vedere. Il percorso e i traguardi raggiunti in questi anni nel trattamento precoce dell'ictus hanno permesso al Cafoncello di ottenere il premio europeo ESO Angels Award, classificandosi come centro Platinum. 4.500 gli istituti esaminati dalla Società Europea per la cura dell'ictus, distribuiti in 106 nazioni, a dimostrare la valenza del riconoscimento per l'ULSS 2. Il programma ESO ha lo scopo di aumentare il numero di pazienti trattati con le terapie di riperfusione, i tempi di intervento e ottimizzare la qualità dei trattamenti nei centri stroke europei. In Veneto l'incidenza dell'ictus è di circa 246 casi ogni 100.000 abitanti, con una prevalenza di oltre 12.000 casi di ictus all'anno, e in provincia di Treviso si possono stimare circa 1.600 casi annui. Il 75% di questi pazienti rimane con qualche forma di disabilità. Per questo è fondamentale la rapidità dell'intervento. L'ictus è infatti una patologia tempo-dipendente. La precocità delle cure è dunque fondamentale per l'esito della malattia. I neuroni hanno veramente una vita molto breve nel momento in cui li privi dell'apporto sanguigno, per cui è importantissimo liberare il vaso, aprire il vaso il prima possibile. Si intende generalmente per golden hour la possibilità di trattare il paziente entro i 60 minuti, perché questo garantisce un outcome sicuramente migliore. Noi siamo riusciti a portarlo sui 52 minuti. Sotto i 100 minuti invece il tempo entro il quale nell'ULSS 2 il paziente viene portato in sala di angioplastica. 2 le principali tecniche di intervento messe a punto in questi anni, alle quali i pazienti vengono sottoposti in tutti gli ospedali dell'ULSS. La fibrinolisi sistemica, cioè l'iniezione di un anticoagulante molto potente in vena che scioglie il trombo, e grazie alla collaborazione con i colleghi della neuroradiologia di proprio andare su con un catetere e liberare il vaso. Nel 2022 al Cafoncello sono state effettuate 105 trombolisi sistemiche e trombectomie con tempistiche che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo Platinum del progetto ESO. In Stroke Unit sono stati presi in carico 420 pazienti con patologia cerebrovascolare. Che è un lavoro in team, come è stato già detto, che riguarda il neurologo, ma ovviamente il neuroradiologo, il pronto soccorso, il 118, la fase di riabilitazione se serve, quindi un gruppo che insieme è riuscito a dare una risposta importantissima. Allora, visto che abbiamo visto il dottor Francesco Benazzi, direttore dell'ULSS 2, facciamo anche i complimenti, perché è l'unica ULSS che non ha il bilancio in rosso. Dobbiamo dire proprio bravo il direttore Francesco Benazzi, perché penso sia un merito suo, della squadra, come dice sempre il dottor Benazzi, il direttore, non è merito mio, è merito della squadra, tutti assieme. Non dice sempre io come qualcuno, ma dice noi e la squadra, che è molto importante. Perciò grazie veramente dottor Benazzi, grazie direttore per questo, perché è un premio avere un ULSS in questo periodo con quello che è successo, e non in attivo e non in rosso, perciò grazie veramente. Allora, primario, come commentiamo? Sono le parole che avete detto voi, ma soprattutto l'importanza di capire. Ma ci sono dei segnali che ci fanno capire che forse c'è qualcosa che non va bene? Ecco, la prevenzione, ecco, oltre alle diete che abbiamo sentito, ecco, come si può fare prevenzione, primario Bonifatti? Prevenzione, come si diceva, si fa sostanzialmente controllando i fattori di rischio dell'ictus, e si può fare assolutamente una buona prevenzione, quindi controllare il colesterolo, soprattutto il colesterolo cattivo, quello LDL, che in prevenzione primaria dovrebbe essere sotto i 130 mg decilitro, ma in prevenzione secondaria, cioè dopo che c'è stato un TIA o un ictus o un infarto, secondo le ultime linee guida deve stare addirittura sotto i 55 mg decilitro. Ovviamente se uno fuma, smettere di fumare, e questo è fondamentale, attività fisica regolare e moderata, e questo è veramente la terapia più importante, la medicina più importante che tutti dovremmo fare. E come abbiamo detto prima, la pressione arteriosa e l'alimentazione. Queste sono le 5 cose, visto che non possiamo toglierci gli anni, che sarebbe l'ideale, queste in realtà sono le 5 cose che possiamo fare per, diciamo così, rallentare il processo di invecchiamento e cercare di rimanere il più giovani possibile anche a lungo, ecco. Mentre al dottor Tonello chiedo la riabilitazione, ecco, l'importanza della riabilitazione. Prego, dottor Tonello. La riabilitazione è fondamentale che venga iniziata in tempi precoci, e poi è fondamentale che venga proseguita fin tanto che il paziente
presenta un quadro in cui c'è una prospettiva di miglioramento. Il recupero dopo un evento cerebrovascolare è in parte spontaneo, in gran parte spontaneo, però sicuramente l'aiuto della riabilitazione è di fatto l'unica terapia che noi abbiamo una volta che abbiamo superato la fase acuta e quindi che abbiamo utilizzato la terapia di fase acuta per affrontare il danno che ha provocato l'ictus. Ovviamente la terapia di prevenzione secondaria serve a evitare che succedano nuovi eventi, ma il trattamento del danno che ha provocato l'ictus si affronta in un momento in cui tu hai superato la terapia di fase acuta con tutte le accortezze dal punto di vista riabilitativo, sia la parte di riabilitazione motoria che la parte di riabilitazione logopedica, quindi le difficoltà di deglutizione, le difficoltà di linguaggio e anche gli approcci di terapia cognitivo-comportamentale in tutte quelle situazioni in cui l'ictus ha provocato dei cambiamenti anche dal punto di vista della sfera cognitiva del comportamento. Grazie, molto chiaro, la ringrazio dottor Tonello, perché a casa veramente stanno ascoltando e sono veramente delle informazioni. Io dico sempre quando vi ospiti che andiamo a scuola, ecco, la mattina iniziamo a andare a scuola, a fare i temi, a fare le domande, avere delle risposte, perché è molto importante conoscere, perché sono argomenti che sono stati trattati poco e noi siamo sempre terrorizzati, ma perché non conosciamo? Mentre devo dire che da quando sono entrate le telecamere anche all'interno delle sale operatorie degli ospedali, hai meno paura di quella porta chiusa, hai meno paura di quel male. Pensiamo al cancro, adesso se ne parla tranquillamente, ma fino a pochi anni fa, guai nominare questa parola, addirittura nessuno voleva che si sapesse che c'era questa patologia. Ecco, invece un po' alla volta, grazie all'informazione, io dico anche alle telecamere, che veramente hanno buttato giù un muro. Cosa ne pensa, primario? Questo sicuramente, cioè, è importantissimo conoscere, cioè chi conosce è in grado di gestire al meglio, diciamo, le cose, compreso le malattie. Questo assolutamente, visto che con la malattia purtroppo dobbiamo a volte averci a che fare, è bene sapere di cosa stiamo parlando, qual è la causa per esempio di una malattia, come fare a prevenirla, qual è la cura, i rischi che si corrono anche con le cure. Quindi l'informazione del malato secondo me è assolutamente è fondamentale, ma ormai nella medicina del 2023 è anche irrinunciabile. È cambiato completamente l'approccio del paziente alla malattia, non siamo più 20-30 anni fa dove il medico dava le terapie o prescriveva gli esami senza spiegare nulla e il paziente faceva tutto quello che gli si diceva senza chiedere nulla. Si è visto che un paziente informato sicuramente ha una prognosi migliore, perché una parte della gestione è anche del paziente quando deve seguire correttamente le terapie, deve conoscere i rischi degli interventi, deve stare attento a degli effetti collaterali da riportare subito, per cui tutto ciò che è informazione è assolutamente fondamentale. Grazie. Allora io adesso mi rivolgerei a Antonella Aceti, perché voi avete anche richiesta di accompagnare questi ammalati in un percorso diverso, farli sentire meno soli, perché magari i familiari lavorano, perciò l'assistenza diventa fondamentale, ma deve essere anche, come ha spiegato molto bene anche il dottor Tonello, un'assistenza adeguata, professionale, perché si possono fare certe cose e altre no. Bisogna aiutare questo paziente a ritornare a vivere magari dei momenti più sereni. Ecco, grazie anche all'uscita, questa ginnastica. Prego, avete queste richieste? Allora, il lavoratore domestico non è un infermiere, però è sicuramente una figura importante all'interno della famiglia, è la persona che segue l'anziano nella quotidianità. Infatti, a proposito di questo, noi teniamo dei corsi di formazione. Abbiamo dei medici, abbiamo psicologi che ci aiutano a formare queste persone. Attualmente è in corso, scusa il gioco di parole, un corso di formazione a Oderzo, sono 64 ore.
Abbiamo dalla nostra, che ci aiutano appunto degli psicologi, perché le patologie dell'anziano sono quelle che conosciamo tutti, l'Alzheimer, se non un inizio di demenza senile. Bisogna che i lavoratori sappiano confrontarsi con questo malato, anche con la famiglia. Ripeto, non è un infermiere, ma deve capire quelle che sono le necessità dell'assistito, leggere le prescrizioni mediche, somministrare i farmaci non a discrezione ma come da previsione. Sentivo prima l'alimentazione molto importante, e all'interno di questo corso noi abbiamo cuochi professionisti che insegnano a cucinare usando pochi grassi, dando la prevalenza a questa cucina mediterranea, seguendo quella che è la quotidianità, anche a sostegno della salute di questa persona assistita, che il più delle volte non è giovanissima. Allora andiamo a vedere anche queste slide che ha portato con dei grafici Antonella Aceti, per capire ancora meglio, perché sono temi veramente che riguardano un po' tutti noi. Purtroppo avete sentito questi costi dovrebbero essere stati diminuiti, queste spese, però qualcuno ancora non riesce, ci sente, non ci sente, non ci servizi alle ascolta. persone ancora, fatto di queste tasse anche che dovrebbero essere abbassate o scaricate, non ci sente. Sì che c'è una donna adesso, speriamo, ma io non riesco più a capire niente. Vabbè. No, quello che ci ha deluso, mi permetto di dire, è che nel decreto lavoro c'era questa previsione che avrebbe portato un risparmio alla famiglia, perché noi stiamo parlando di famiglie, e questo non è passato. Per l'ennesima volta non è stato tenuto in considerazione quello che è il costo del lavoro domestico. Mi avete caricato una slide da dove risultano le attuali deduzioni e detrazioni. Noi per qualsiasi tipo di rapporto, colf, badanti, babysitter, il datore di lavoro può portare in deduzione fino a 1.549,37. Logicamente i contributi si versano sulle ore di lavoro retribuite, fino a un massimo di 1.549,37 per tutti i redditi. Per quanto riguarda le detrazioni, noi abbiamo è concesso il 19% di 2.100, sono 399 euro di tasse che può portare in detrazione solo il contribuente che ha le proprie dipendenze, un lavoratore a sostegno di una persona non autosufficiente, e qualora il reddito di questo datore sia inferiore a 40.000 euro all'anno, perciò poca cosa. Nel decreto non è passato, avevano alzato questo limite di contributi a 3.000, non è passato e ne prendiamo atto. Pubblicità. Allora, siccome sto leggendo la Costituzione italiana e sentendo quello che ha detto la Presidente Aceti, vorrei anche ricordare cosa dice la Costituzione, perché magari qualcuno non l'ha neanche mai letta ed è giusto invece capire. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
L'articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Che bella la nostra Costituzione. Se qualcuno forse la mettesse in atto. Cosa dice Presidente Accetti? Dopo aver letto questi importanti articoli che parlano del rispetto del cittadino, della persona umana, indipendentemente dal colore della pelle. Nel lavoro domestico, io penso che nel lavoro domestico la percentuale maggiore sia proprio di lavoratori stranieri. Siamo sull'ordine del 60%, guai se non ci fossero i lavoratori stranieri. I nostri anziani sarebbero al più abbandonati a loro stessi. Avete sentito? E infatti noi siamo rimasti delusi dal decreto flussi di quest'anno, perché il decreto flussi di quest'anno ha escluso il lavoro domestico, nessun click day per il lavoro domestico, e sono passati 12 anni dall'ultimo decreto flussi dove erano previste delle quote anche per i lavoratori domestici. Allora io mi domando, ma perché questa esclusione? Ragioniamoci. Abbiamo fatto anche tutto un nostro lavoro per capire il numero di persone che sarebbero da assumere nel settore domestico nel prossimo triennio, e ancora una volta il lavoro domestico è stato escluso. Stamattina pensavo, mentre venivo qui, che sicuramente qualcuno dice ma gli stranieri che arrivano ce ne sono anche troppi, ma bisogna organizzare le loro entrate in Italia. Devono entrare, devono avere un lavoro, devono avere una casa dove vivere. Nel lavoro domestico la previsione per i prossimi 3 anni in Italia è di 63.000 figure nuove. Se poi parliamo... Poi ne parliamo perché ritorneremo. Adesso vorrei ritornare dal primario Bonifati, che ringrazio, e il dottor Tonello, molto importante per capire anche all'interno degli ospedali. Noi abbiamo molte figure veramente straniere che veramente, mi ricordo il direttore Benazzi quando ha detto sto cercando per mari e per monti, non mi interessa chi dove, ma professioni che veramente possono arrivare al nostro paese. Io sono dell'idea che forse dobbiamo aprirci di più noi mentalmente, perché sennò non andiamo da nessuna parte, perché hanno tutti un cuore, un cervello, vero primario Bonifati? Non è che sia diverso dal nostro, anche sono donatori di organi come tutti gli altri, ma guai a saperlo, non bisogna dirlo, non so, c'è qualcosa che non funziona, bisogna aprirsi molto di più. Io ho fiducia nei giovani, ecco, questi medici, dove anche il direttore Benazzi dice smettetela di chiamarli dottorini, non vuole sentire che sono dottori a tutti gli effetti. Prego primario, lei che vede questi dottori giovani, il futuro è nei giovani, ne ha a fianco uno giovane, prego primario, cosa dice? Perché dobbiamo anche smettere di dire che non sono preparati questi ragazzi, questi dottori. Io credo assolutamente no, nel senso che sono laureati in medicina, fanno 6 anni di università, studiano fisiologia, cioè come funziona il corpo, le malattie, come reagisce il corpo alle malattie, studiano 6 anni. Credo che adesso... C'è la connessione che non va bene. Allora sentiamo Gianfranco Valeri che abbiamo in linea, intanto che mettiamo a posto la connessione del primario Bonifati. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai video ospiti. Signora Mirella, volevo un piacere se era possibile avere l'elenco dei supermercati a dove la materia prima è aumentata solo dell'8 o il 9%, come dicono tutti i telegiornali. Io sono stanco di questa cosa, sono un pensionato,
posso girare, ho tempo, vorrei trovare questi supermercati. Invece nel giro di un anno mi sembra che è raddoppiata la cosa. Ecco, tutto qua. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie, si chiama speculazione per pochi, è molto problematica per le nostre tasche e veramente qualcuno dovrebbe veramente prendere in mano la situazione, perché non è possibile che ci siano questi aumenti non giustificati. Allora, vediamo se è ritornato il primario. No, non è tornato il primario. Allora andiamo dalla Presidente Aceti. Lei voleva parlare di cosa? Di queste slide che vediamo se riusciamo a vederla. Eccola qua. Io volevo portare la vostra attenzione sulla percentuale dei lavoratori domestici a Treviso di età superiore ai 50 anni. Se fate la somma arriviamo a superare il 50%. Più del 50% dei lavoratori domestici a Treviso ha più di 50 anni. Ecco perché noi chiediamo al governo di riservare una quota nei decreto flussi anche per i lavoratori domestici. Nei prossimi 3 anni avremo la necessità di avere in Italia 63.000 nuove figure tra assistenti familiari di diverso tipo, i badanti, le babysitter, le colf. Abbiamo una popolazione di lavoratori che usciranno per raggiunti i limiti di età. Abbiamo la necessità che siano ricollocate delle persone. Naturalmente noi siamo sempre disponibili a formarli, perché non si può prendere una persona, un lavoratore, metterlo ad assistere un anziano senza avergli dato un minimo di formazione. Io ho visto negli anni che il lavoro domestico è considerato un lavoro di seconda categoria. Non è vero. Non è vero. Allora è tornato il collegamento. Allora, primario, stavamo parlando dei giovani medici che sono veramente delle figure molto importanti e preparate. Prego, primario. Sì, scusate, ci sono problemi con non si preoccupi. Ma comunque sì, no, diciamo che comunque sono laureati in medicina, studiano 6 anni, che non è pochissimo, e spesso dopo fanno anche la specializzazione, e in questi 6 anni chiaramente studiano la fisiologia del corpo umano, l'anatomia, le patologie che possono colpirlo, per cui è chiaro che, tra virgolette, il giovane magari manca un pochino dell'esperienza, ma di solito è molto, proprio per questo è molto più prudente, molto più preciso, per cui sono medici, io vedo giovani assolutamente validissimi, sono aggiornatissimi, per cui io dico alle persone di affidarsi con fiducia, insomma, anche perché veramente ci mettono anche passione e amore nel loro lavoro, e questo è fondamentale. E li vedo tutti i giorni in corsia, desiderosi, anche prima di laurearsi, desiderosi di imparare, di essere al servizio, insomma, delle persone. Per cui questo, insieme alla conoscenza, credo che siano i 2 fattori fondamentali. Specialmente anche la figura femminile, una volta si vedeva poco, adesso si vede sempre di più, o sbaglio, primario? Assolutamente, a medicina c'è una prevalenza femminile importante, ma credo che sia proprio la variabilità a essere un vantaggio, un valore aggiunto. Quindi ben vengano uomini, donne, medici da altri paesi. Dovremmo anche noi andare spesso più fuori, perché allora se si vedono altre cose si imparano sempre cose nuove, si cresce. È proprio nella diversità che c'è la crescita, no? Sentiamo anche cosa dice il dottor Tonello. Prego, dottor Tonello, lei cosa dice? Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Sono completamente d'accordo che esperienze fatte anche in altri, non so se mi sentite ancora, sì, bene, sì. Anche in altri posti, anche fuori dall'Italia, sono assolutamente formative, perché la conoscenza di realtà diverse è soltanto che un arricchimento dal punto di vista culturale e dal punto di vista anche proprio professionale. Quindi vale sia l'accoglienza di medici che vengono da fuori, che anche l'esperienza fatta da noi medici e italiani che andiamo fuori, senza alcun ombra di dubbio su questo. Anche perché si dice che abbiamo le migliori università, l'insegnamento è ottimale, però poi abbiamo queste figure che vanno all'estero, per fortuna, come dice il primario, l'importante è che poi tornino, perché studiano qua, poi vanno via, speriamo che tornino e che qualcosa nel sistema cambi, perché hanno
hanno tutto il diritto anche di non tornare se le cose rimangono così. Bisogna anche parlare chiaro, altro che colpire questi ragazzi che hanno tutto il diritto del rispetto della loro professione con un giusto stipendio. Cosa dice il dottor Tonello? Assolutamente, certo, ci mancherebbe, è fondamentale, perché se tu non garantisci la possibilità di avere un adeguato stipendio, chiaramente poi rischi di perderle queste figure professionali, per cui è importante che noi le tuteliamo e che rimangano da noi e che quindi arricchiscano e diano il loro contributo. E con queste parole ringraziamo tantissimo, ma veramente grazie a tutti questi ospiti che abbiamo avuto questa mattina, ospiti importanti. Ringraziamo il dottor Marco Bonifatti, direttore Unità Operativa Complessa Neurologia Canfoncello di Treviso, grazie primario. Grazie al dottor Simone Tonello, responsabile Unità ICTSO Neurologia Canfoncello Treviso. Veramente grazie di averci dedicato un po' di tempo, ma molto prezioso, per l'informazione. Grazie e buon lavoro. Buongiorno. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Grazie. Pubblicità. E vi presento subito un altro ospite che è venuto a trovarci, che è il dottor Diego Catarossi, veterinario. Buongiorno, dottor Catarossi. Ciao Mirella, ben ritrovata. Bene, grazie. È rimasta con noi Antonella Acetti, perché sono tante le cose che deve raccontarci questa mattina, visto che è appena ritornata da Roma. Ecco, e sono passate e non sono passate delle cose magari veramente utili, servizi alle persone che mancano sempre. Allora, dottor Catarossi, io inizierei proprio con lei per capire a che punto siamo, perché adesso arrivano i lupi, gli orsi, i lupi, fra poco io ho detto le aquile, perché se continuiamo a costruire sempre più in alto arriveranno le aquile, allora le aquile daranno fastidio. Cosa sta succedendo, dottor Catarossi? Ciao Mirella, grazie per questa bella opportunità di parlare con voi. Allora, non è che siano sempre tutti arrivati, ovvero i lupi sono effettivamente arrivati da soli. Abbiamo un ceppo che viene dalla Slovenia e che è entrato attraverso il Friuli Venezia Giulia, è arrivato in Veneto e in Trentino. Abbiamo anche un gruppo di lupi che è sceso dalla Francia arrivando fino al Garda. Gli orsi sono stati invece immessi dall'uomo circa 30 anni fa con il progetto Life Ursus. Sono stati catturati una decina di orsi in Slovenia, sono stati portati in Trentino. Si pensava di avere una potenzialità sul territorio per 40-50 orsi, le ultime stime parlano di circa 120 soggetti, molti dei quali senza radio collare, quindi non abbiamo nemmeno idea di dove si trovino. Le aquile stanno tornando. Perché stiamo parlando di questi fenomeni? Perché negli anni gli uomini avevano ucciso tutti questi animali, si erano estinti. Adesso con l'abbandono progressivo dell'arte venatoria sono pochi ormai le persone che si dedichino alla caccia, e con l'abbandono di certe zone rurali in alcuni casi gli animali tornano a occupare le nicchie ecologiche, in altri casi vengono immessi perché si ritiene che la loro presenza, Mirella, sia importante. Dottor Catarossi, però quello che vogliamo anche capire è che bisogna fare anche un accompagnamento su questi territori dove vivono questi animali. Bisogna sapere che ci sono, come comportarsi, come fanno in altri stati. Qui la prima cosa invece che si pensa di fare è uccidere. La prima cosa che si sente, bisogna ucciderlo, o sbaglio? Bisognerà pure cambiare anche mentalità e capire cosa veramente fare e affidarsi agli addetti ai lavori che hanno le idee molto chiare, che siete voi, sono gli ambientalisti, quelli che seguono e sono competenti, o sbaglio? Sono molto d'accordo, soprattutto con la chiusa della tua domanda, è quello che a volte manca in Italia. Dobbiamo affidarci ai tecnici, mentre tante informazioni, ad esempio quando si parla di animali, si vanno a toccare realmente dei temi caldi, perché riguardano l'emotività, riguardano il sentimento, riguardano la zoofilia, sempre più presente, grazie a Dio, nella nostra società. Ecco, quando si toccano questi temi, ma abbiamo appena parlato di salute, è un tema analogo,
non dovrebbero diventare motivo di confronto ideologico, non dovrebbero essere lasciati in mano a persone che magari con tutta la buona volontà del mondo però mancano di competenze. Ci sono i tecnici, quindi è logico che le persone esprimono un loro parere e la politica deve far sì che l'opinione della maggioranza sia tenuta in debito conto anche in ambito tecnico. Ci mancherebbe altro, siamo in una democrazia. Però, come giustamente tu dici, non solo ci sono esperienze all'estero, ci sono esempi in Italia. In Abruzzo l'orso non si è mai estinto, è una varietà di orso bruno chiamato orso marsicano, che esiste solamente da noi e che da sempre convive con l'uomo. Perché? Perché, come giustamente tu dici, non parte prima l'idea lo uccidiamo e lasciamo da parte questa idea e capiamo se può essere valida in singoli casi. Ma parte l'idea come si può convivere in maniera armoniosa con un animale che potenzialmente abbiamo visto è letale. E questo implica un controllo numerico, un'educazione della popolazione e un'educazione degli orsi e dei lupi. Abbiamo oramai persone che malinterpretano il rapporto con l'animale e vogliono avvicinarsi, gli portano cibo, gli danno da mangiare, creano le condizioni di pericolo per noi e per gli animali. Gli animali selvatici devono stare distanti e ci sono delle tecniche per farlo. Finalmente che qualcuno l'ha detto, che ci sono persone che portano mangiare a questi animali perché veramente non riescono a capire invece che devono essere gli addetti ai lavori. Abbiamo Stefano da Borgo Veneto. Ciao Stefano. Ciao Mirella. Ciao. Allora, noi qua a Borgo Veneto abbiamo i cinghiali e abbiamo alquanti caprioli, però qua da noi sono rispettati perché noi i cinghiali li lasciamo stare. Se fanno danni li spaventiamo con tipo petardi, roba così che vanno a scappare. Però come che dicono il lupo e l'orso cosa fa? Siamo noi che roviniamo tutto quanto, anche la fauna di tutto quanto i paesi che siamo, finché vengono tagliati, che vengono tirate via piante, robe così, e vengono fatte queste. E dopo noi uomini abbiamo una brutta cosa. Io sono un ex cacciatore, però io dico una cosa, che il lupo non sarà cattivo, però lo facciamo diventare cattivo, perché se un cane lo tieni come un cane lo tieni a catena, diventa cattivo. È stessa cosa, il lupo se viene ossidato praticamente, e anche l'orso non è dare da mangiare il nostro mangiare. Devono essere quelli proprio giusti che devono fare queste cose qua. Stefano, fermati un secondo. Stefano, mi senti? Ascolta, perché hai detto sono un ex cacciatore? Perché sei diventato un ex cacciatore? È molto importante sentirlo. Perché avevo problemi sono a casa per questo, ecco. Però la passione c'è sempre, ecco. Io dico io dirò. Però per motivi economici, ecco, questo dico Mirella. Però solo per motivi economici. Dico una cosa, noi cacciatori abbiamo sempre avuto rispetto della fauna, della selvaggina, di tutto quanto. Perché quando andavo anche a sparare, mi prendevo su la mia cartuccia, me la portavo in tasca, me la portavo a casa. E tanti che dicono scusa adesso se mi metto se prendo un altro discorso, gli animaletti, che ci sono certi ragazzi che vanno a rompere le scatole ai cacciatori in mezzo ai campi, vanno là offendendo, perché mi è capitato anche a me, però ho lasciato stare perché vanno proprio io vado a passeggiare in mezzo al campo. No, tu vuoi passeggiare nella tua strada, non in mezzo al campo dove ci sono i cacciatori con i cani che vanno. Vai dietro, c'è i posti apposta ad andare. Ecco, allora questa è la riflessione di Stefano da Borgo Veneto. Grazie Stefano per la riflessione. Qualche cacciatore dovrebbe anche lui però andare a casa sua o dove gli conviene, perché non tutti sono bravi come quello che sta spiegando Stefano. Cosa dice dottor Catarossi? Stefano ha dato due stimoli secondo me di riflessione importanti. Il primo, ha messo sul campo anche
le prede oltre che i predatori. Parliamo di lupe, orso, aquila, è tornata la lince, sta arrivando lo sciacallo dorato. Poi come contropartita abbiamo gli erbivori. Stefano ha detto i caprioli, i cinghiali. Allora cerchiamo di vedere nel suo insieme. Ci si trova probabilmente di fronte ad aggressioni come è successa per questo povero ragazzo Andrea Papi che ha perso la vita, ma noi non siamo le prede abituali di un orso e neppure di un lupo, e a memoria d'uomo non si sa di aggressioni dell'orso verso la nostra specie, quindi c'è un forte disequilibrio naturale tra i predatori e le loro prede. Parliamo del cinghiale, ma anche il cinghiale che c'è da noi non è più il cinghialetto maremmano, sono dei cinghiali sloveni introdotti dai cacciatori per poter, diciamo, a finalità venatorie, ma è comunque una fauna alloctona, non è delle nostre. Quindi quale dovrebbe essere l'obiettivo di un paese che ha reale rispetto del proprio ambiente? Ricreare una situazione di equilibrio preda-predatore. Poi ho fatto una seconda riflessione, Stefano, sulla quale sono d'accordo. Non spariamo nel mucchio. Non è che tutti i cacciatori sono dei banditi assassini. Esiste la caccia di selezione. In questi anni, adesso stanno tornando, ma mancavano i grandi predatori e quindi non c'era nessun controllo numerico sugli animali preda. Il cacciatore di selezione è un cacciatore utile all'ambiente perché tiene monitorata la popolazione garantendo un numero sufficiente. È successo in certe cime dolomitiche dove in assenza di predatori gli ungulati importanti come il camoscio, ad esempio lo stambecco, sono andati in sovrannumero. Il sovrannumero implica che non ci siano risorse alimentari, cominciano le malattie e abbiamo perso per rogna gran parte della popolazione che avevamo su alcune cime dolomitiche. E ricordiamoci che non basta rimetterli, perché quel pool genetico è stato perso per sempre. Quindi la caccia di selezione, piaccia o non piaccia, è una strategia utilizzata in tutto il mondo per garantire la salute di una specie, quindi permettere che quella specie possa convivere con noi per sempre e non si debba mai più estinguere. Molto chiaro e la ringrazio, dottor Catarossi, è proprio un piacere averla ospite. Io adesso tornerei dalla dottoressa Antonella Acetti, presidente Assindacolf, per capire anche l'importanza di questi animali. Poi torniamo sempre, c'è un collegamento, molti anziani hanno questi cagnolini, questi gatti a casa, perciò un altro costo. Ecco, il costo per non avere la possibilità magari di prendersi un badante, perché se qualcuno avesse pensato invece di diminuire anche la tassazione, forse qualcosa in più si potrebbe fare, perché queste pensioni sono troppo basse per questi anziani che sono loro che hanno bisogno, anche perché hanno certe patologie, come avete sentito, devono essere accuditi e c'è anche l'animale quasi sempre al fianco. Cosa ci dice, Presidente? Che mentre mi parlava di animali mi è venuto in mente che nel nostro corso c'è anche riservata qualche ora proprio all'igiene, alla pulizia, al controllo degli animali domestici, perché ormai il cagnolino, il gatto fanno parte dell'animale di compagnia di questi anziani. Poveri anziani non sono considerati, forse bisognerebbe pensare di più a loro. La tassazione, brava, torniamo all'argomento tassazione. Se fosse loro concesso di portare in deduzione il costo del lavoro domestico, sarebbe un aiuto per le famiglie, sarebbe un aiuto per il datore di lavoro domestico. Naturalmente questo non guardiamo solo il datore di lavoro, noi sappiamo che consentendo deduzione del costo probabilmente sarebbe riconosciuto anche una retribuzione diversa a questi lavoratori. Non la vediamo solo da una parte. Dopo, logicamente, il lavoro regolare porta anche, o meglio, un riconoscimento di detassazione porta anche in emersione il lavoro in nero. Nel lavoro domestico circa il 60% dei lavoratori è un lavoratore irregolare. Io mi ricordo, perché tengo una lezione di formazione sul contratto collettivo, una delle mie slide che mi piace di più è
il lavoro irregolare è quel tipo di lavoro che ti rende libero, hai la possibilità di accedere al servizio sanitario, hai la possibilità di avere le scuole riconosciute, l'asilo per i bambini, anche i lavoratori vanno garantiti. Noi dobbiamo continuare a chiedere al governo di dare trasparenza anche al lavoro domestico. Non vorrei continuare a ripetere che quasi il 60% del lavoro domestico è un lavoro irregolare. Il lavoro crea dignità. Ecco, infatti l'aveva detto anche prima, ecco, questo lavoro nero che veramente ha dei numeri impressionanti, ecco, mette uno squilibrio enorme nella bilancia e dobbiamo porre rimedio. Allora andiamo a vedere invece questa petizione Servizio Pubblico Veterinario a Trieste, poi la commentiamo col dottor Diego Cattarossi, veterinario. L'istruttore cinofilo Emanuele Esposito, ospite fisso di Tele4 il venerdì mattina con la rubrica dedicata agli animali, è prossimo a lanciare una petizione per l'istituzione di un servizio di una sanità pubblica veterinaria. Non perché in questo momento sia la priorità, ripeto, ci sono altre priorità immediate, però iniziare un percorso che porti poi alla programmazione come auspico alla istituzione di questo servizio pubblico, soprattutto noi regione che siamo regione autonoma dal punto di vista sanitario, io lo ritengo importante, intanto che la politica inizi a lavorarci, a strutturarla, soprattutto gli uffici, perché il primo punto di quella che è la mia petizione è lo studio di fattibilità. Esposito è consapevole delle difficoltà al giorno d'oggi quando si parla di investimenti e quindi utilizzo di risorse pubbliche, ma al contempo ritiene doveroso un approfondimento, anche avvalorato dalla sensibilità dei cittadini, su tematiche di questo tipo. Lavorarci, programmare, capire i costi, valutarli dopo a livello politico, quella che sappiamo la coperta, quella sarà probabilmente sempre più ristretta vista la situazione contingente mondiale, però uno la pianifica, si sa a un certo punto che si potrà prendere una decisione, che può essere anche semplicemente quella di dare un contributo per le spese veterinarie. L'appello dunque interesserà in primis la sensibilità dei cittadini attraverso la petizione, poi lo sguardo volgerà alla politica. Noi proprietari di cani, perché io mi metto dalla parte quando vado a scrivere questa petizione, sono Emanuele Esposito, proprietario di cane e esperto di cinofilia, facciamo un'operazione di sensibilizzazione verso la politica, dire guarda che ci sono, ormai è un tema che bisogna affrontare in prospettiva. Questo è quello che io voglio fare con la petizione. Ecco, come avete visto e sentito, con le nostre emittenti ci occupiamo un po' di tutto, Tele4 anche con gli animali. Come commenta questo servizio, dottor Cattarossi? Guarda Mirella, quello che dice Esposito nella sua petizione è molto interessante. Io però per mia natura sono estremamente pragmatico, quindi la mutua per gli animali non è presente neppure negli altri stati europei, quindi io comincerei da cose ancora più semplici, cioè laddove questo si possa realizzare, ben venga, però è tutto un sistema che deve cambiare perché in questo momento tutta la sanità animale è privata e quindi bisognerebbe anche capire a chi viene affidato, ai colleghi dell'ASL, dovremmo noi stessi diventare da privati a pubblici dipendenti, dovremmo fare un contratto. Io la vedo in maniera molto complessa. Io posso dire a voi e al signor Esposito che ci sarebbero dei sistemi che potremmo utilizzare da subito. La medicina veterinaria, le prestazioni veterinarie oggi sono gravate dell'IVA al 22%, come i gioielli, come i beni di lusso. È mai possibile che la mia prestazione per la salute di un animale, che come diceva giustamente il presidente Aceti, riguarda anche il benessere, ad esempio dell'anziano o di chi gli sta vicino, debba avere un'aliquota IVA al 22%? Questa si può togliere da domani. Detrazione delle spese veterinarie, ci sono certo, ma intanto c'è una franchigia, non si capisce perché, di 150 euro, quindi tutto ciò che è l'ordinaria vaccinazione e profilassi sanitaria viene esclusa dalle detrazioni, quello non si può detrarre. E poi il massimale è stato sì aumentato da 550 euro a 700 euro, ma potrebbe essere ulteriormente aumentato. Quindi quello che mi sentirei di dire è togliere il minimo della detrazione, aumentare la detrazione e togliere l'IVA. Ci sarebbe un risparmio praticamente della metà
perché se uno non paga il 22% di IVA, non paga le tasse su quella cifra, già pagherebbe metà il medico veterinario. Tecnica molto semplice. Mi allaccio sempre a quello che diceva il presidente Aceti, che è molto importante, si chiama pet therapy, è una disciplina studiata da molti anni. Il prendersi cura dei propri animali domestici e la convivenza col proprio animale domestico non è solo e meramente un fattore di compagnia, ma migliora sensibilmente, visto che questa mattina ho intervistato degli eminenti primari, lo stato di salute delle persone, abbassa la pressione sistemica, riduce la frequenza cardiaca, migliora il tasso di glicemia, riduce il colesterolo. Sono tutti studi medici depositati che la convivenza con l'animale, vuoi perché fa stare meglio, vuoi perché impone uno stile di vita più sano, perché devi anche portarlo a passeggio, sto cane devi camminare, vuoi perché impone un'attività relazionale maggiore. Proviamo ad andare a fare una passeggiata con un cagnolino, saremo fermati continuamente, posso accarezzarlo, è buono, non è buono, quindi è anche uno strumento, un veicolo per relazioni positive. La convivenza con gli animali dovrebbe essere utilizzata per aumentare il benessere generale di una popolazione. Tanto è vero che anche nel nostro ospedale, qua non è per sviolinare, il direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, ha aperto la pet therapy. Ecco, è entrato perfino un asinello poco tempo fa. Capite la lungimiranza di questo direttore che ha capito l'importanza, specialmente in pediatria, poi, ecco, di questi meravigliosi amici dell'uomo. Cosa dice Aceti? Come commenta? Mi è piaciuto l'intervento del dottore che ha proprio avvicinato all'anziano l'animale. Mi è venuta in mente quella signora, sa che ne parlavano qualche settimana fa, che l'avevano ricoverata in un istituto e lei ha fatto di tutto per ritornare a casa dove aveva i suoi gatti, aveva la sua badante, perché aveva bisogno di continuare la propria vita all'interno della propria famiglia, tra i propri affetti. Tra gli affetti ci sono anche gli animali domestici, il cane e il gatto. Poi ha ragione il dottore che fa bene uscire, accompagnare, fare lunghe passeggiate con il cane, si socializza, si incontrano amici nuovi portando a spasso il cane, fa bene alla salute. Va bene alla salute, l'importante è avere rispetto per questo animale che non è un giocattolo, non deve fare anche le cose che vuoi fare tu, ma devi rispettare il comportamento di questo animale che anche se non parla un'altra voce, ma tu la dovresti ascoltare. O sbaglio, dottor Catarossi? L'ho invitata perché abbiamo degli esempi che sono abbastanza negativi, specialmente lei sa, io lo cito spesso, queste zone turistiche al mare dove ci sono anche queste spiagge per questi animali, si vedono delle cose che sono intollerabili. Cioè io non riesco a capire cosa hanno nel cervello veramente questi proprietari di cani che invece non maltrattano, perché non si può fare un bagno 24 ore su 24, fra poco all'animale, al cane che ti dice basta, non ne posso più con sta palla, e vai e prendi e vai e prendi, lui si distende e dice basta, non è niente da fare. Ecco, soprattutto sotto il sole tante ore, io continuo a avere ospiti, voglio parlare anche di questo, perché chissà che anche se ne cambio uno è già sufficiente. Prego, dottor Catarossi. Hai spiegato in maniera molto simpatica e molto condivisibile il patema che può avere un cane nel compiacere il proprio proprietario, perché alla fine lo fanno per farti una cortesia, insomma, il più delle volte. Allora, senz'altro io vedo come positivo il fenomeno di attenzione agli animali del turismo, quindi è sempre più frequente trovare spiagge per animali, ristoranti che garantiscono l'accesso degli animali, soluzioni alberghiere che hanno all'interno delle stanze anche aree dedicate, perché questo facilita le persone che non hanno piacere di allontanarsi nemmeno per i brevi momenti delle ferie dei propri affetti. Ci sono anche delle strutture ricettive che sempre più spesso sono realtà domestiche. Il canile, così come lo intendevamo una volta con le gabbie, ormai è abbastanza anacronistico, spesso chi si occupa di tenere gli animali ce li ha in casa. Però per quanto riguarda le spiagge sono d'accordo, queste strutture è bene che ci siano, poi ci deve essere un'educazione, e come c'è il bagnino per noi ci dovrebbe essere il bagnino cinofilo anche per loro,
loro che dà delle linee guida, delle direttive. Quindi tanto più per certe... Mi scusi, dottor Catarossi, potrebbero essere creati i cosiddetti nuovi lavori. Esatto. Io faccio il bagnino dei cani, nel senso che sempre più spesso poi vediamo questi, è anche una moda, questi cagnolini col musetto schiacciato, i bulldog francesi, i carlino, sono realmente animali con oggettive difficoltà di compensazione respiratoria se li tieni sotto il piombo del sole. Si possono avere in questi cani anche proprio problemi di salute, si chiamano brachicefalici, hanno difficoltà a gestire le ipertermie, hanno difficoltà a correre. Poi ci sono animali con le orecchie chiuse o a pelo lungo, dove il fatto che si raccolga della sabbia con sale può causare otiti, dermatiti. Quindi ci sono anche aspetti, Mirella, che giustamente tu sottolinei di salute per queste creature. Non è che solo si annoiano, possono star male a correre sotto il piombo del sole, se gli entra acqua salata nelle orecchie. Quindi, come per tutte le cose, è un fenomeno nuovo, perché pochi anni che abbiamo queste spiagge. Prima semplicemente avevamo vietato l'ingresso e quindi avevamo risolto così il problema. Adesso che gli animali possono accedere, dobbiamo capire quali sono delle norme per non infastidire anche chi giustamente potrebbe avere paura degli animali. Vanno rispettati anche loro, no? E quindi già questo, il fatto che siano confinati, mi sembra un segno di civiltà. Ci sono persone fobiche, che realmente non è cattiveria, hanno il terrore di un cane, chissà, perché sono stati mossi da piccoli, che ne so. E poi bisogna imparare come questa convivenza non deve essere uno stress per gli animali, perché mentre il gatto, che poi non lo portiamo in spiaggia, ma tendenzialmente non fa quello che non vuole, un cane, povera creatura, pur di compiacere il proprietario si butterebbe anche nel fuoco, ecco, perché per loro natura questo desiderio di compiacerci. Dottor Catarossi, quando il cane fa il bagno nel mare andrebbe lavato subito, ma se questo fa il bagno 24 ore, dico 24 per dire una cosa, ma purtroppo tantissime volte, dovrebbe essere lavato ogni volta o no? In linea di principio sarebbe sempre meglio risciacquarlo, con differenze di razza. Ce ne sono alcuni, sono sempre più frequenti i soggetti atopici, anche con delle allergie. Sono frequenti i soggetti, soprattutto se parliamo, Mirella, di cani di razza pura, quindi con alcune fragilità genetiche che più di altri devono essere attenzionate. Il classico can da pailleur, il bastardino, solitamente è un cane più sano, insomma, che accetta più qualche piccolo così fastidio. Il cane di razza pura selezionato è un pochino più delicatino e quindi le attenzioni devono aumentare, perché ha meno, diciamo, difese immunitarie dalla sua parte. Grazie. Allora adesso torniamo da Antonella Aceti invece per capire l'importanza di dare un servizio alle persone, però siamo lontano da quello che ha detto Mille Miglia, per cercare di correre ai ripari per queste figure diversamente giovani, come le chiamo io, che hanno tutto il diritto di tenersi questo animale, di avere anche una persona che veramente li faccia, come si può dire, staccare la spina durante il giorno, essendo lavati, preparando loro il mangiare, come ha detto lei, facendo dello sport, poi sono persone anche relativamente giovani, perché hanno tutto il diritto, però costa, purtroppo costa. Cosa ci dice? Ecco, perché mi sembra che anche questo governo non abbia sentito molto quello che lei è andata soprattutto a riferire e soprattutto a cercare di portare a casa, ecco, queste, come ha detto anche il dottor Catarossi, tante cose si potrebbero fare. Potere è volere, si dice, no? Prego. Sì, ma noi continuiamo a chiedere, non demordiamo, noi continuiamo a chiedere la deduzione dell'intero lavoro del costo dell'intero lavoro domestico. Il lavoro domestico, abbiamo fatto un lavoro, una stima sui numeri pubblicati dall'INPS del 2021. Il lavoro domestico rappresenta il 9,3% dell'occupazione alle dipendenze. È un numero incredibile. Finché non ti metti a studiare i numeri non ti rendi conto di quella che è la realtà. Sembra una cosa di secondo livello. Sempre da questo studio, nel 2021 sono risultati regolari più di 961.000 lavoratori, però gli irregolari sono oltre 1 milione
il 58,7%. Avete sentito che numeri? Abbiamo Nadia in linea, c'è un ritorno in studio che non riesco a capire cos'è. Vai Nadia. Buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, avete parlato di cani e gatti. Io mi riferisco ai cani, però non tanto ai cani, ma ai padroni, che devono avere rispetto quando vanno a passeggio, di portarsi il sacchettino e non far fare i suoi bisogni davanti ai cancelli e vicino sull'erba, perché è un prato. Ma non è giusto. Quando io devo tagliare l'erba fuori sulla strada c'è un disastro. Bisognerebbe mandare a scuola gli proprietari di comportamento. Grazie, arrivederci, buona giornata. Come sempre la nostra Nadia tocca sul vivo quella che è la realtà, non di tutti ma di molti purtroppo, l'educazione civica. Prego, dottor Catarossi. Non si può, Mirella, che essere d'accordo con Nadia, nel senso che la gestione delle deiezioni del proprio animale dovrebbe essere competenza di chi lo porta a passeggio. Gioco forza fa parte di un'educazione più generale, insomma, come chi va per strada non dovrebbe gettare nulla per terra, insomma dovrebbe rispettare il codice della strada. Posso dire, Nadia, che fa parte di un'educazione tout court. Una persona correttamente educata certe cose non le fa in nessun ambito. Poi per carità, non so quale sia il metodo, la strategia più giusta, se la sanzione, se l'educazione, se ormai ci sono telecamere ovunque, se un controllo serrato. Certo è che è fastidioso camminare nelle deiezioni e qualora questo si verifichi in campagna, nel verde, bene o male si può sperare che poi le piogge in qualche modo risolvano, ma quando si va nelle grandi città diventa veramente un percorso minato a volte camminare in certi quartieri. Allora andiamo a vedere anche questo servizio di Treviso, città amica animali. Andiamo a vedere e a sentire, poi commentiamo col dottor Catarossi. È stata davvero particolare quella appena iniziata sul fronte abbandoni degli animali. Fino all'inizio della pandemia un evento che si ripeteva puntualmente con le vacanze. Ma questo 2022, almeno a Treviso, sarà ricordato per la quasi totale assenza di casi. C'è stato un intervento nel territorio grazie all'ASL, grazie alle sterilizzazioni di massa, gatti, colonie, gatti di proprietà, cani, e quindi abbandoni non ce ne sono, cucciolate indesiderate non possiamo dire che ce ne siano, soprattutto nel nostro territorio. Una buona notizia a metà, perché comunque al rifugio del cane, come al Gattile provinciale, arrivano animali da compagnia in cerca di adozione. Il problema nascono da anziani che hanno preso magari a un'età già avanzata dei cuccioletti, per cui non se ne possono occupare, proprietari che acquistano cani di razza e dopo non sanno gestirli, sfratti, moltissime persone vanno all'estero lasciando il cane in casa. Oltre un centinaio i cani accolti nel rifugio di Ponzano per scelte sbagliate. Ecco perché il comune di Treviso ha deciso di riproporre ai cittadini un opuscolo per la consapevolezza dell'adozione. Sarà in distribuzione nelle scuole da settembre. Perché è chiaro che, come tutti noi, la decisione di prendere un animale spesso è imposta, oserei dire, dai nostri amici, dai nostri bambini che ci chiedono di prendere un animale. È giusto partire a fare un'educazione civica anche nei loro confronti per capire che un animale non è un giocattolo, ma ha delle sue esigenze e quando cresce ne avrà sempre di più. Ma non è l'unica novità di Treviso per gli amici a quattro zampe. Dai prossimi giorni in tutta la città, quartieri compresi, saranno distribuite queste ciotole per l'acqua. Questa è una nuova iniziativa che ha deciso di unire il regalo di ciotole per l'utilizzo dell'acqua all'esterno delle attività produttive, ma sicuramente la cosa più importante è dare un decalogo per l'utilizzo delle stesse e anche delle ciotole che in questo momento i commercianti espongono. Nel decalogo le buone pratiche igieniche a salvaguardia della salute degli animali e contro la diffusione di malattie. Ci sono circa 43.000-45.000 animali di affezione, di cui la metà cani e la metà gatti. Quindi possiamo presumere che almeno 23.000 amici a quattro zampe potrebbero attraversare tutto il territorio comunale, perché non dimentichiamoci, queste ciotole verranno distribuite anche nelle periferie come in centro, chiunque abbia un'attività produttiva. Allora abbiamo sentito e visto la Presidente dell'ENPA di Treviso, Valentina Perin. Prego, dottor Catarossi. Guarda Mirella, l'ENPA insieme
all'ASL di Treviso, quindi i miei colleghi che lavorano nel pubblico, hanno da molti anni fatto un lavoro straordinario. Noi ricordiamo, io ho quasi 50 anni, ricordiamo soprattutto nelle campagne i cagnolini che giravano così come randaggi. Questo è un fenomeno che si può dire da anni non esiste più. È proprio cambiato lo scenario cittadino, i cani randaggi non ci sono, cose che ancora purtroppo in certa parte dell'Italia c'è ed esiste. Questo non è un fatto da poco, cioè il fatto di riuscire ad accalappiare praticamente in tempo zero gli animali, portarli in una struttura come quella EMPA del Rifugio del Cane, dove sono seguiti con massima attenzione e cura, e garantire la sterilizzazione prima che questi trovino una nuova famiglia, ha ridotto veramente, si può dire azzerato, il fenomeno delle cucciolate sgradite. In aggiunta a questo, nella specie felina, che sappiamo essere legata al territorio, EMPA e l'ASL, in collaborazione anche con l'Ordine, c'era in questo filmato che avete fatto vedere la mia presidente dell'Albo di Treviso, la dottoressa Grassiglia Alessia, quindi anche noi privati siamo presenti spesso in convenzione per garantire delle sterilizzazioni per le colonie feline a prezzo contingentato. Dicevo, nella specie felina gli animali vengono lasciati dove sono, in quanto molto legati al territorio, ma vengono tutti sterilizzati, cioè le colonie devono rimanere stabili e non avere una crescita numerica continua. Spesso qui si inseriscono le figure delle gattare, queste persone che si prendono cura degli animali perché abbiano sostentamento, ma conoscendoli singolarmente sanno che se arriva un soggetto nuovo, quello va catturato, sterilizzato, rimesso nel territorio perché possa avere una vita assolutamente soddisfacente ma non aumentare il numero dei soggetti. Quindi ben vengano tutti questi progetti, anche la sensibilizzazione, il lasciare la ciotola dell'acqua, il dare delle zone, vengono chiamate, Mirella, di sgambamento, quindi il soggetto ad esempio che una volta liberato il guinzaglio tende a fuggire, ha delle aree recintate dove possa correre liberamente con i suoi cospecifici, le aree cosiddette appunto di sgambamento. Sono progetti che si vedono a Treviso e anche nelle province, proprio perché oramai è fortemente sentito l'amore per questi animali e c'è questo desiderio di farli vivere con noi nel miglior modo possibile. Il mondo del volontariato, poi specialmente i giovani che si avvicinano a queste associazioni, specialmente quando si tratta di animali, forse perché si fidano di più e hanno ragione, ecco, di affidarsi e affidare le loro cure a queste meravigliose creature che non tradiscono mai, questa è la verità. Però parliamo di figure giovani anche con la Presidente Acetti, ecco, queste figure maschili e femminili, badante la vedi come una figura diversamente giovane, babysitter invece viene quasi sempre abbinata a una figura giovane. Cosa ci dice, Presidente? È vero, perché in assistenza a una persona anziana normalmente si affianca un lavoratore che abbia più di 50 anni, ma è anche una questione psicologica dell'assistito. Se viene affiancata una persona troppo giovane, l'anziano si sente a disagio, dipende da questo suo assistente nell'essere lavato, vestito, non dimentichiamoci questo. Mentre vedo meglio, e lo rilevo dai rapporti di lavoro, che come babysitter o come colf diminuisce l'età del lavoratore, perché al pari di quello che dicevo per l'anziano vengono affiancate delle persone giovani a seguire i bambini, ad aiutare le famiglie per i lavori domestici. È vero che il lavoratore domestico nel Veneto ha più di 50 anni, quasi nel 60% delle percentuali di lavoro, però è anche vero che noi dobbiamo confrontare questo dato con quelle che sono le esigenze.
52% dei lavoratori in Veneto sono lavoratori che assistono la persona al più badante. O lavoratrici? Ma Maschile e femminile, come siamo? Con una percentuale altissima di donne. Io parlo di lavoratori, ma non inteso come Però come maschio. figure femminili? Le figure femminili corrispondono all'86% del lavoro domestico. Sono studi che abbiamo elaborato, sono dati che abbiamo elaborato su dati INPS 2021. L'86% di lavoratori domestici nel Veneto è rappresentato da lavoratrici donne. Contro un 14% di uomini. Avete sentito? Abbiamo Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ella e buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Io volevo un attimo intervenire sul discorso dei cani, degli animali. Io anni fa, parliamo 20 anni fa, forse meno o di più, sono andata a Lampedusa una settimana a giugno e sono rimasta sconvolta perché a Lampedusa ci sono 7 cani ogni abitante, tutti randaggi, vaccinati, sporchi, belli sti cani perché c'erano di tutte le razze e ogni cane si metteva fuori da un negozio. Lì non avevano problemi di mangiare perché ogni negozio, cioè il mangiare non era il problema. E io mi ricordo che sono andata a vedere un negozietto che sono gestiti da persone non del luogo, che fanno le stagioni, artigianato, vestiti, un po' di misto di cose, e fuori c'era l'Rottweiler. Siccome mio figlio ha avuto un Rottweiler addestrata che era meglio di un essere umano, dunque non è vero che i cani di grossa taglia sono cattivi, già vedere il proprietario, però a parte questo, e questo cane mi è venuto vicino, io l'ho carezzato, pensavo fosse il cane della signora e lei mi ha detto no guardi, questo è un cane randaggio che viene vaccinato e mi fa come la guardia, ogni giorno io come apro il negozio, lui è qui, gli do da bere, gli do da mangiare. Però i bambini giocavano nel parchetto che c'era vicino all'albergo e con questi cani insieme giocavano, per carità, anche bello, però alla sera era un problema perché Lampedusa ha come queste montagnole che ci sono dei residenti, delle casette tipo bungalow e ci sono 2 ragazze che si sono fatti cambiare il posto della residenza per quel periodo perché era da aver paura, perché poi si riuniscono in branco e ci sono le lotte per la supremazia, cioè il mondo animale è così, è anche giusto che sia così, come in tutto il mondo animale, non solo i cani. Però sono rimasta molto sconvolta per vedere questo succede molto al sud. Allora io dico, perché questi cani sono per strada così? Anche che poi non si sa mai, perché mi diceva anche la signora, c'era un altro che gli dava fastidio che questo cane fosse davanti al negozio. Cioè c'era sta lotta, diciamo, per la supremazia, è normale, insomma. Però sono rimasta sconvolta. Io adoro i cani. Perché sono meglio degli uomini, scusami Mirella, hanno una sensibilità che va oltre, ti danno senza chiudere niente. E purtroppo io ho sentito tante persone, anche di una certa età, che si prenderebbero anche un cane, però magari hanno una pensione talmente esigua che fra una cosa e l'altra un cane bisogna mantenerlo. Poi se mi succede che magari ha bisogno del veterinario al di là delle vaccinazioni normali che si fanno, sono soldini che vanno e non c'è nessuno che ti supporta in questa spesa che è extra, e allora sono un po' le spie, ma non solo le anziane, anche persone normali. Poi è chiaro, come ha detto il signore in collegamento, che il cane non è un giocattolo, perché io mi ricordo quando c'è stato il film dei lateri con le macchine, non mi ricordo la razza, e hanno preso il cagnolino perché c'era in voga sto film e dopo hanno trovato un sacco adesso non ne vedo neanche più, un sacco di cani abbandonati. Cioè bisogna avere anche un po' di coscienza e amore
amore. Purtroppo, Mirella, di amore qua ne vedo un pochino ultimamente. E dopo non mi voglio dilungare perché gli ospiti è giusto che parlino, che spieghino. Una cosa volevo dire alla signora. Sì, è vero, ci sono tante signore che fanno le badanti con esperienze positive e negative, ve le posso testimoniare, non per me, per conoscenti e parenti. Però perché l'italiana non può fare la badante quando deve dormire lì? Perché magari a casa ha un marito, dei figli. Io sento delle signore che sarebbero disposte a fare le badanti perché hanno bisogno di soldi, che sono brave persone. Però purtroppo gli orari sono quelli che sono. Dunque una mamma, una moglie che ha magari il marito a casa, che ha problemi, non è facile coniugare le due cose insieme. Ecco, dopo è chiaro che le straniere, diciamo così, perché la maggior parte sono straniere, sono da sole, mandano i soldi a casa e non devono riferire a nessuno, non hanno la famiglia qui. Dunque è logico per loro, è anche un introito bello consistente, perché non è che costi poco, senza contare che viaggia anche in nero, e il nero purtroppo, perché la spesa tante persone non la possono sostenere. Io posso garantire che viaggia tanto nero, tanto. L'abbiamo appena detto, grazie Sandra. Sentiamo anche come risponde il dottor Catarossi, la carica dei 100.000. Io se fosse per me, dottor Catarossi, metterei tutti i film di Walt Disney, ecco, li farei vedere a quelli che maltrattano i cani 100 volte al giorno, come quando una volta andavi a confessarti che ti dicevano devi dire 20 Ave Maria, 10 Pater Nostro. Ecco, a queste persone io gli farei vedere i film di Walt Disney che insegnano molto, ecco, la bontà di queste creature a queste persone che maltrattano questi animali. Soprattutto li metterei anche nell'RSA, come ha detto il direttore Giorgio Pavan. Prego, dottor Catarossi. Però ti do anche un altro punto di vista. Ha detto una cosa molto corretta la signora in collegamento. Noi tendiamo a prendere il cane a seconda del film che vediamo. Quindi Rin Tin Tin, Pastore Tedesco, Lessi, prendevamo il Colli, La carica dei 101, tutti volevano il Dalmata, l'avvocato Agnelli ha preso Siberianaschi, tutti Siberianaschi. L'ultimo film al quale faceva riferimento forse la signora è Aciko, il mio migliore amico, dove c'era l'Akita Inu che aspettava il proprietario in stazione. Allora, cerchiamo di capire. Le razze canine sono circa 400, ognuna è stata selezionata da centinaia di anni per uno specifico compito. Quindi quando noi guardiamo un cane e ci piace esteticamente, è importante, ma scegliere di vivere tutta la vita con lui solo perché ha un aspetto accattivante è sbagliato. Alle spalle c'è anche una selezione che vuole alcuni cani guardiani, altri da pastore, altri da caccia, altri da seguito, altri da compagnia. Quindi la non conoscenza del cane che ci si sta portando a casa spesso è già la prima fonte di insuccesso in futuro della relazione. Al netto del fatto che ogni cane deve essere trattato con rispetto, che non è un giocattolo, che bisogna dedicare del tempo, che vanno raccolte le deiezioni, ma ogni razza è diversa. Non si può pensare che, visto che mi piace l'Akita Inu e ho visto il film di Richard Gere e quando morirò mi aspetterà in stazione per sempre, allora me lo prendo. Non gira così. Quindi questi film, Mirella, sono bellissimi, ma non stanno dando un messaggio scientifico o tecnico, sono di sensibilizzazione, vanno benissimo per i bambini. Poi sulla scorta di un'emozione è sempre meglio non scegliere un compagno di 15-20 anni della nostra vita. Avete capito cosa ha detto il dottor Catarossi? Anche se sono dell'idea che questi film di Walt Disney, almeno per quanto mi riguarda, oppure questi cineforum che una volta si facevano ed erano quasi tutti sugli animali, sensibilizzano molto. Ecco, certo. Veramente hanno questo potere, visto che stiamo perdendo questo valore, forse un rinfresco della memoria, ma molto veloce con questi film non sarebbe male, perché veramente abbiamo degli esempi talmente negativi che non so dove andremo a finire anche per questi bambini e per questi ragazzi e per questi diversamente giovani che non vanno affatto bene. Allora, Antonella Accetti, come chiudiamo? Ecco, cosa ci vuole dire?
La signora mi ha suggerito di andare a controllare due dati sul fatto dei lavoratori conviventi italiani e stranieri. La signora ha giustamente detto questo: il lavoratore italiano non accetta un lavoro come convivente a tempo pieno perché ha la famiglia e viene praticamente sostituito dal lavoratore straniero. Sì, però non ci sono solo lavori come conviventi, ci sono anche tanti lavori a ore. E sempre con rilevazione dati INPS del 21 abbiamo fatto due conti: su 76.500 lavoratori circa domestici in Veneto, quasi 20.000 sono italiani. Poi abbiamo 19.000 circa. Non sono pochi. Sembra nascosta la cosa, Sì, sembra che non ci siano. No, ci sono e sono tanti. Quasi 20.000. Perché? Perché non ci sono solo badanti, scusatemi il termine, assistenti alla persona. Ci sono colf, ci sono i giardinieri, ci sono anche persone che sono assunte per andare a portare a passeggio il cane. Non è nel lavoro domestico, ci sono le assistenze alla persona, che siano anziani, che siano bambini, ci sono le pulizie di casa, ma c'è anche il giardinaggio o il seguire gli animali domestici della famiglia. I numeri abbiamo visto sono importanti. Di lavoro irregolare concordo assolutamente con la signora, lo sappiamo, l'abbiamo detto, quasi il 60% è irregolare. Se fosse consentito di portare in deduzione il costo totale del lavoro, una famiglia media risparmierebbe 2.900 euro all'anno, aumenterebbe il numero dei dipendenti regolari e noi abbiamo, il nostro ufficio studi ha calcolato in circa 700.000 lavoratori in più, di cui 507.000 sono attualmente gli irregolari. Se il governo ci ascolterà, allora capiranno tutti che il lavoro domestico è un lavoro importante, che l'assistenza all'anziano in casa è un lavoro importante, è una necessità, che ci aiutino, aiutiamoci tutti, andiamo avanti e chissà che la prossima volta che vengo qua, Mirella, io non possa portare qualcosa di positivo, qualche bella notizia, che fino invece adesso che non arrivano. No, non arrivano. C'è l'arte di arrangiarsi nel lavoro domestico. Sì, ma con quei 4 soldi che girano per le tasche, con questi stipendi e pensioni, per quanto ci siano aumenti, io non so se si rendono conto cosa sono questi aumenti per noi e se bastano, visto anche la speculazione che stanno facendo nei beni di prima necessità. Io lo trovo vergognoso che nessuno tenda veramente a chiarire questa situazione che veramente è intollerabile. Abbiamo Franco in linea. Ciao Franco. Pronto? Franco? Non sento Franco. Posso parlare con il veterinario? Eccolo qua, ciao Franco da Boara Pisani. Ciao Franco, prego. Salve, signor veterinario, buongiorno. Buongiorno. Allora, vorrei trattare così velocemente l'argomento orso. Io per il mio lavoro gravito nella zona di Bolzano, Merano, su per le valli e nella zona del Trentino, dove c'è questo problema degli orsi. Allora io dico, dottore, premetto, a casa mia ci sono 2 cani in casa con me, ci sono 3 cavalli, ci sono polli, animali di vario tipo, per cui amo gli animali, ma per davvero. Venendo al dunque, questi questi orsi in eccesso, che lei sa meglio di me, che quando sono moltissimi tendono a espandersi per trovare spazi, no? Allora, nel Trentino ci sono
molteplici di missione di andare a fare vacanze perché hanno paura degli orsi. Nel mezzanino si leggono i dati perché dice acquisiremo quota di questi clienti. In buona sostanza in Jugoslavia ne hanno ammazzati 230 perché erano in esubero. In Svezia li ammazzano sempre, vi assicuro, perché in Svezia mi hanno proposto la carne di orso, non l'ho mangiata, non la mangerò mai. Ecco, cosa ne facciamo di questi esuberi? La signora Brambilla vuole chiudere in un posto che cosa? Che il turista deve camminare per camminamenti obbligatori e avere atteggiamenti dissuasivi e di mettersi a tempo quando arriva una bestia da 3 quintali. Per conto mio, come è per i cervi, come è per i caprioli, ci sono gli abbattimenti selettivi, è vero o no? Grazie Franco. Grazie, sentiamo la risposta del dottor Catarossi perché siamo oltre il tempo. Prego, dottor Catarossi. Franco, sì, capisco perfettamente il tuo punto di vista e diciamo circa le stesse cose, nel senso che ho sviluppato appunto questa riflessione dicendo questo, che il numero di animali deve rimanere costante e ho anche detto che la caccia di selezione, quindi no, mi vendico, la caccia di selezione è qualcosa di importantissimo per la gestione del territorio. Se si è deciso che in Trentino col progetto Life Ursus dovessero esserci da 40 a 50 orsi e oggi ce ne sono 120, qualcosa è andato storto. Sono d'accordo con te, serve un certo numero di animali e quelli ci devono essere, non è che l'uomo è l'unica specie con diritto di cittadinanza su questa crosta terrestre, però abbiamo come specie anche noi predatore e come specie intelligente l'onere di farci carico del benessere delle altre popolazioni. Quindi il numero deve essere gestito, non ci può essere una crescita continua ed esponenziale di orsi come di nessun'altra specie, perché questo non è il bene della specie orso, come non è il bene di nessuna specie. Io ho avuto un'esperta proprio di orsi con dei numeri importanti, la quale ha detto che 120 sono pochissimi, ecco, sono addirittura numeri che fanno riflettere, perché sono numeri che devono veramente essere tutelati, perché sennò si parlerà di estinzione. Lei cosa dice, dottor Catarossi, perché l'ha detto qui davanti alle telecamere? Mi rifaccio a un progetto nazionale, si chiama Life Ursus, che è stato studiato da degli esperti, molto più esperti di me, quindi è in contrapposizione con quello che dice la tua ospite. Poi non sta a me dirimere la questione numerica, però Life Ursus è un progetto depositato, un progetto che prevedeva che non si superassero 50 individui. Non è neppure corretto confrontare questa estinzione con quella di altri animali, perché non è un orso italiano, è un animale alloctono che viene dalla Slovenia, diverso dall'orso marsicano, quindi è un progetto interamente voluto e gestito dall'uomo che nulla ha a che fare con una presenza naturale di un animale sul territorio. L'orso è estinto da moltissimi anni in quelle zone, quindi si potrebbe parlare di estinzione in Abruzzo, non nel Trentino, dove è un progetto in cui l'uomo ha deciso di prenderli da un'altra parte e portarli là. Quindi è anche responsabile del benessere dei cittadini del Trentino, non parliamo di zone non abitate, parliamo del Trentino Alto Adige, tutti lo conosciamo, la densità di popolazione, le attività umane presenti, e parliamo di un animale che proprio per rispetto alla specie deve rimanere all'interno di un numero che sia compatibile con un territorio fortemente abitato da persone residenti e da turisti. Poi il dettaglio, Mirella, non spetta né a me né a te, è qualcosa che va lasciato ai tecnici e non devono essere continuamente incalzati da un punto di vista
vuoi mediatico, vuoi emotivo, perché loro è un lavoro scientifico che deve purtroppo prescindere dal singolo soggetto, perché si parla di benessere dell'ambiente, benessere della popolazione, convivenza tra diverse specie, e quindi bisogna che l'emotività faccia un passo indietro e la razionalità ne faccia un avanti, come quando noi dobbiamo fare delle scelte magari importanti anche per la nostra specie, o anche individualmente dobbiamo decidere di fare un intervento chirurgico. Ci sono cose che possono sembrare aggressive, ma se sulla scorta e sotto la luce e il cappello della razionalità pensiamo che siano giuste, purtroppo vanno portate fino in fondo. Però capisce, dottor Catarossi, che a casa che sentono queste parole e questi messaggi fanno confusione, perché allora siamo sempre là chi è che ha ragione e chi è che ha torto, perché sto parlando di una delle massime esperte. Lei giustamente ha fatto la sua riflessione, l'esperta ha dato dei numeri che ha detto che sono inconvertibili, e poi ognuno a casa deciderà chi ha torto o chi ha ragione, a chi credere. Ringrazio il dottor Diego Catarossi, veterinario. Grazie dottor Catarossi. Ringrazio anche Antonella Acetti, referente Associazione Sindacale Nazionale tra i datori di lavoro e di collaboratori familiari. Grazie anche a lei. Grazie. Pubblicità. Grazie, Buongiorno. buona giornata. E siamo in collegamento da Rosà con Anna Ganassin, Presidente Centro Italiano Femminile, sezione di Rosà. Grazie Presidente di essere qui con noi per riuscire a capire cosa vuol dire CIF, perché veramente dobbiamo anche capire di cosa si occupa Anna Ganassin. Prego Presidente. Sì, buongiorno e grazie a voi. Sono Anna Ganassin di Rosalla, Presidente del Centro Italiano Femminile CIF. Il Centro Italiano Femminile è un'associazione di donne che opera a livello nazionale nel campo civile, culturale, per la promozione e la divulgazione a favore delle donne. Si sviluppa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Io appunto attualmente sono la Presidente comunale di Rosà. È nato negli anni 50, subito nel dopoguerra, è stato uno dei promotori del voto alle donne nel 1947, e da allora ha continuato a lavorare e a operare in Italia. Cosa dire? A Rosà è presente, attualmente siamo 65 iscritte e 200 simpatizzanti che frequentano. Collaboriamo con le istituzioni del territorio, con la parrocchia in primis, con l'amministrazione comunale e con molte altre associazioni presenti appunto nel territorio. E abbiamo anche dei collegamenti con i CIF dei comuni vicini, perché ci sono anche altri CIF nei comuni vicini a Rosà, come per esempio Bassano, Cassola, Rossano, Tezze e così via. Presidente, quello che veramente non riusciamo più a capire cosa sta succedendo sono tutti questi femminicidi. Veramente non ne possiamo più. Abbiamo dei numeri che sono spaventosi e siamo solo a maggio, abbiamo iniziato un 2023 incredibilmente pericoloso. Cosa sta succedendo secondo lei? Ecco, questa donna che non viene protetta, tante panchine, ma c'è un dopo panchina che dovrebbe essere la certezza della pena che non c'è. Queste persone che girano tranquillamente dopo aver picchiato, aver seviziato, perché abbiamo sentito anche ieri, ecco, queste figure che sono tranquillamente liberi dopo aver fatto dei reati veramente incredibili. Eppure c'è il braccialetto elettronico, ma quando viene messo? I domiciliari, cosa vuol dire? Cosa dice lei, Presidente? Come vede questa situazione che ormai è diventata veramente intollerante per tutte le donne, anche noi che assistiamo a queste cose involontariamente? Ma è un discorso molto difficile. Secondo me, in primis, bisognerebbe partire dall'istruzione e dalla formazione anche delle donne. Le donne devono anche essere in grado di non dico difendersi, ma sapersi far valere in questa società, insomma. Ecco, mentre molte volte vediamo che sono passive rispetto a tantissime sia iniziative come agli uomini, in famiglia, eccetera.
invece dovrebbero essere un soggetto attivo, paritario rispetto all'uomo, insomma, per quanto poco, non sicuramente soccombere. Dopo sì, è un po' difficile da analizzare questo problema. Eppure bisognerà che qualcuno lo analizzi a fondo, perché qui stanno perdendo la vita, non è che ritornano queste persone, lasciano figli, lasciano veramente delle disperazioni incredibili, questi traumi a questi bambini anche molto piccoli a volte, non solo, che non finiranno mai. Ecco, questo dopo panchine che ancora io non vedo questo proiettarsi verso l'aiuto alla famiglia, ecco, questi consultori ce ne sono pochissimi, tanto volontariato ma non basta. Ecco, questo è il mio problema. Cosa ne dice, Presidente? Sì, sono d'accordo. Purtroppo questi sono argomenti che a volte vengono solo lasciati al volontariato e basta, insomma. Ecco, non ci sono delle strutture che possono proteggere in modo adeguato le donne, questo è l'importante. Dopo sicuramente... io sono convintissima che ci vuole prima di tutto una formazione, una preparazione a cominciare dai bambini delle scuole elementari, sia maschi che femmine, su questo argomento. Quando c'è la formazione e la cultura, eccetera, è una cosa importante. Dopo, sì, dei supporti, dei centri di ascolto, di aiuto per le donne e delle garanzie specialmente, perché sappiamo che tante volte le donne, anche se denunciano, poi corrono dei rischi ancora maggiori. Invece ci dovrebbe essere molta più protezione a favore delle donne, secondo me, insomma. E dopo la pena deve essere una pena che poi va fatta, uno deve pagare per quello che fa. Allora guardiamo anche le foto, Presidente, che lei ci ha mandato, che così anche le commentiamo. Ecco, le commenti qui, cosa stiamo vedendo? Ecco, il CIF, premetto che Mara Bizzotto è una socia del CIF, attualmente è iscritta a Tese sul Brenta perché lei risiede lì. E ci ha organizzato, ci ha portate a Bruxelles al Parlamento europeo. Presidente, un'altra cosa, mi scusi perché sennò poi mi sfugge ed è molto importante, ma questo numero di associazioni di volontariato, lei sa che io mi sono rivolta a lei per questo caso di Rosà, per questa malata oncologica, che però era abbandonata, nessuno arrivava. Allora noi abbiamo tanti numeri di associazioni di volontariato, però non abbiamo... poi non conosciamo la persona. Ecco, il ruolo, io ho avvisato anche il sindaco, penso anche a sua volta che abbia avvisato i servizi sociali, ma questa donna era sola e soprattutto aveva bisogno più che altro anche di ascolto, di essere accompagnata in un percorso anche con questa malattia difficile. Allora, cosa serve se noi abbiamo tante associazioni di volontariato se poi non riusciamo ad arrivare a queste persone? Eppure ci dovrebbe essere anche un medico di famiglia che attenziona questi casi. Poi noi ci ritroviamo che questa persona fortunatamente ha chiamato Sveglia Veneti e fortunatamente siamo riusciti in qualche modo ad aiutarla. Ecco, capisce che facciamo fatica, siamo in tanti, ma poi ognuno per conto proprio. Prego. Sì, grazie a voi che siete intervenuti. Io premetto che il CIF è un'associazione di promozione sociale, fa anche del volontariato, ma specialmente promozione sociale. Però collaboriamo con tantissime associazioni di volontariato, tant'è vero che io le ho consigliato di rivolgersi all'Associazione Oncologica San Bassiano, che hanno persone preparate, psicologi, che possono anche andare a supportare queste persone che ne hanno bisogno. Noi nelle nostre attività, per esempio, tutto quello che raccogliamo, la nostra è un'associazione senza scopo di lucro, facciamo cene, abbiamo parecchie iniziative, fra cui anche l'Università della Rosa qui a Rosà, che è frequentata da più di 200 persone da ottobre ad aprile. Sono degli incontri gratuiti, sempre di formazione, di cultura, tutti i mercoledì mattina dalle 9:30 alle 11. Noi chiediamo a i partecipanti un contributo volontario molto basso per poter frequentare, perché è giusto che qualcuno dia qualcosa, non è obbligatorio, è volontario.
quello che raccogliamo facciamo beneficenza, normalmente beneficenza. Quest'anno abbiamo devoluto dei soldi, come li abbiamo devoluti anche alcuni anni fa, sempre all'Associazione Oncologica San Bassiano di Bassano, che si presta per assistere, per accompagnare, hanno delle strutture che possono, anche so che fanno fare dei lavoretti, delle cose, queste persone malate oncologiche. Ecco, sì che noi siamo in collegamento con queste associazioni. No, ma la mia domanda è che non riguarda naturalmente lei nella sua associazione, la mia domanda che mi sono posta: come mai questa donna seguita sia dall'ULSS che dai servizi sociali non aveva questo numero di riferimento per essere aiutata? Perché c'è. Ma come? O il medico di famiglia, qualcuno, cioè non dovevo essere io a cercare qualcosa a Rosà per aiutare questa persona, ma io penso che questa associazione avrebbe dovuto, non l'associazione ma chi per essa, ad mettere in contatto questa malata gravemente, non da poco, che deve fare delle cure addirittura a Trento, perciò deve spostarsi, diversamente giovani, perché stiamo parlando di persone 80 anni o 72 anni, perciò che devono essere accompagnati e loro non ce la fanno. Capisce che c'è una catena che a un certo punto si interrompe come non avessi niente. Prego. Sì, ma anche un collegamento, perché dovrebbero essere tutti informati di queste associazioni, di queste che ci sono nel territorio. Come ne siamo informate noi, dovrebbero tanto più essere informati i comuni, penso, presumo, insomma. Nel momento che chiamo il sindaco o viene dimessa dall'ospedale, qualcuno dovrà dire se ha bisogno di qualcosa, c'è questa associazione, se no mi domando a cosa serviamo se poi non ci conoscono. Ecco, e questo è il mio punto di domanda. Qualcuno divide e impera, perché non mi viene da non pensare altro. Allora andiamo a vedere questo servizio, ecco, per capire veramente come siamo messi come donne, se qualcuno non pensa veramente a fermare questa mano omicida che si può fermare prima con la prevenzione. Andiamo a vedere. Resta in carcere con l'accusa di tentato omicidio il 39enne di origine kosovara che ha accoltellato l'ex compagna 45enne la sera dell'8 marzo in via del Veltro. Il giudice per le indagini preliminari Massimo Tomassini ha accolto la richiesta della misura cautelare del PM Pietro Montrone. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia e è rimasto in silenzio a fianco del suo avvocato Paolo Codiglia. Il 39enne, che si era consegnato in questura nel corso della notte di mercoledì, non aveva comunque reso una piena confessione agli agenti di polizia, chiarendo tutti i dettagli dell'accaduto, presentando lui stesso una ferita alla mano conseguente alla colluttazione. Stando da quelle che sono le prime ricostruzioni, la donna la sera prima dell'agguato era stata schiaffeggiata dall'ex compagno, ma pur avendo richiesto l'intervento di una volante non aveva sporto querela nei suoi confronti. La sera dopo, proprio nella giornata dedicata al contrasto alla violenza sulle donne, l'ex si era presentato sotto casa tendendole un agguato e colpendola 4 volte con un coltello a serramanico. Uno dei fendenti ha raggiunto e lesionato un polmone della 45enne a cui i sanitari hanno salvato la vita. Durante l'episodio, si è appreso oggi, è stata ferita anche un'altra persona, un amico della donna che l'aveva accompagnata a casa in auto ed ha tentato di difenderla. Allora, la mia domanda è anche questa, Presidente. Allora, c'è un braccialetto elettronico. Nel momento che questa donna fa la denuncia, che viene ricoverata in ospedale, che ha delle percosse molto evidenti, perché non si mette questo braccialetto? Perché come l'ha colpita una volta, chissà quante volte l'avrà colpita, quando questa donna denuncia non è così facile arrivare alla denuncia, perciò ha già subito violenza, però si mette sempre alla fine, chissà quando. Adesso abbiamo scoperto anche che qualcuno riesce anche a togliersi il braccialetto elettronico, come è successo a quell'uomo che è riuscito a scappare e ritornare in Russia. Capite bene che c'è qualcosa che non va. Allora come possiamo difendere questa donna se dopo percosse, violenze inaudite vengono lasciati liberi ai domiciliari, che poi scappano dai domiciliari, vanno a trovarli dal lavoro? Ecco, lei come CIF cosa vuole dire, Presidente? Non la sento. Questo è un Adesso argomento... sì. Questo è un argomento che dovrebbe essere sviluppato specialmente dalle forze dell'ordine. Come mai il braccialetto elettronico dovrebbe
a chi fa una denuncia dovrebbe essere obbligatorio a tutti i denunciati, diciamo. E dopo le giuste pene. L'importante è che le donne denuncino sempre e che ci sia una rete di protezione per le donne, quello è importante, cosa che purtroppo non c'è in questa società, in questo momento. E dopo se devono essere non so, controllate queste persone col braccialetto, ma evidentemente dopo anche se c'è una pena deve essere sempre adeguata alla pena, ma fatta rispettare questa pena. Scappano, lo so che scappano. Noi ci ritroviamo ancora che deve essere la donna a lasciare la casa con i figli mentre l'uomo rimane tranquillamente nella sua casa. Questa donna che viene portata in sicurezza, non so quale sicurezza, con questi traumi, anche questi ragazzi che subiscono, perché vuol dire lasciare la loro casa, le loro cose, l'uomo rimane là. Cioè è possibile che queste donne parlamentari non si rendono conto che devono cambiare registro, che sono là per quello, per cambiare le cose che non vanno bene? O sbaglio, Presidente? No, dovrebbero essere, anzi, dovrebbero essere allontanati gli uomini dalla casa, veramente. Quando una donna denuncia dovrebbe essere allontanato, solo che purtroppo mi sembra che in Italia non ci siano o strutture o qualcosa di adeguato, non c'è ancora stato fatto niente. Noi abbiamo avuto parlamentari che avrebbero dovuto fare questo anche in tempi non sospetti, visto come aumentano i femminicidi e continuano a fare le panchine che ormai le abbiamo in tutti i colori, ma non c'è il dopo panchina. Dov'è il dopo panchina? Dove vado io? Abbiamo Renato da Chioggia. Ciao Renato. Buongiorno. Buongiorno. E sempre grazie della vostra trasmissione e il tempo che lei dedica alle cose utili della vita, perché ci sono trasmissioni che, guardi, lasciano proprio il tempo che trovano. Comunque, niente, il mio piccolissimo intervento, forse è un mio parere, anche i giudici, dando quelle pene lievi che danno, perché ormai fanno anche un po', dico volgarmente, quelle pene che danno fanno anche un po' ridere, cioè mandano dei segnali, è inutile che dicono assumiamo 30, 40, 50, 100.000 poliziotti, carabinieri, sì, benissimo, ma se non cambiano le leggi, lo ripeto, è inutile, perché le stesse forze dell'ordine, che sono gente preparata, insomma, preparata, che vogliono fare, sono anche loro con le mani ferme. Basta vedere quando intervengono, se magari toccano la spalla del delinquente, questo gli fa causa, gli avvocati vanno a nozze, perché gli avvocati giustamente si fanno pagare, ha capito? Cioè, fondamentale sono cambiare le leggi. Ecco, questo è il problema, cambiare le leggi, perché, ripeto, e per chiudo, non voglio essere noioso, anche i giudici che danno quelle pene forse lo fanno per lanciare dei segnali. Se non cambiate le leggi, noi cosa possiamo fare? Ripeto, buongiorno e grazie per la sua utilissima trasmissione. Buongiorno, grazie. Grazie a te Renato, infatti hai detto molto bene, i giudici applicano le leggi, sono le leggi che vanno cambiate o che devono essere rispettate, perché ci sono le leggi ma sono sulla carta, è come la Costituzione che è bellissima, ma dopo cosa abbiamo in mano? Cosa dice Presidente? Ecco, le parlamentari, specialmente le donne parlamentari, dovranno pur cambiare registro, perché noi ne abbiamo avute, però siamo sempre al punto di partenza. Tante pacche sulla spalla, faremo sempre con sto zio Remo, sia al maschile che al femminile, ma noi ci ritroviamo che non abbiamo ancora la certezza della pena, abbiamo il braccialetto elettronico che però non viene messo proprio in casi estremi, alla fine abbiamo questo percorso maschile che non viene obbligato, adesso qualcosa si muove. Presidente, prego. Beh, io dico che donne, anche donne della nostra zona ne abbiamo avute in Parlamento e ne abbiamo ancora. Le donne dovrebbero avere una sensibilità maggiore verso questi problemi per affrontarli e per risolverli, però finora abbiamo visto che
le leggi non sono cambiate, non è cambiato niente. Noi dobbiamo solo augurarci che lo facciano, perché di donne ne abbiamo, dovrebbero essere più sensibili, dovrebbero affrontare questi problemi tenendo più a cuore la vita delle donne. Sicché io mi auguro che le donne che abbiamo in Parlamento si attivino per queste proposte di legge a favore delle donne, alla protezione delle donne. Si parla di femminicidi, ma si parla anche di case, purtroppo questi sfratti esecutivi, questi pignoramenti, questi mutui non pagati perché non ce la fanno più. Andiamo a vedere cosa è successo a Padova, proprio presidio ATE, e poi lo commentiamo con la presidente del CIF, Anna Ganassin. Convivono da anni con pareti che riportano gli evidenti segni delle infiltrazioni d'acqua e impianti non a norme residenti dei condominiati di via Pinelli in protesta davanti alla sede del comune di Padova. Nonostante tutte queste problematiche siano state denunciate attraverso una relazione tecnica di un ingegnere, l'ATER rifiuta di fare il cappotto che sanerebbe tutte queste problematiche e di rifare ovviamente l'impianto fognario. Oltre a questo abbiamo problemi anche per quanto riguarda la trasparenza delle spese condominiali. Abbiamo chiesto un consuntivo, noi non siamo mai riusciti ad avere i consuntivi delle spese effettuate durante l'anno. 6 gli stabili di via Pinelli, aggiunge, 3 sono del comune e qui partiranno i lavori per la realizzazione del cappotto sfruttando il bonus del 110%. Nei condominiati invece tutto tace. Da tempo va avanti la protesta che ha portato i comitati inquilini a discutere del tema in prefettura. Il 1° aprile siamo stati ricevuti dal prefetto vicario e qualche giorno dopo la prefettura ha inviato una nota all'ATER per conoscenza al comune dove sostanzialmente approvava la nostra richiesta di convocazione di un tavolo. La richiesta rimane quindi quella di una convocazione urgente per un confronto con i vertici dell'ATER di Padova. Allora, Presidente Ganassin, la mia domanda è anche questa. Intanto devo fare i complimenti alle donne perché sono sempre in prima linea. Vediamo uomini, ma quasi sempre sono donne che parlano, che fanno sentire il problema. Certo è importante vederle affiancate, una volta non c'erano, adesso finalmente vedo anche in questa trasmissione molti uomini chiamano l'importanza di esserci. Però siamo sempre là con le spalle al muro, come fanno a difendersi? Come fanno a difendersi? Sono invisibili queste figure, la politica le vede come degli invisibili, non dà risposte. Abbiamo sentito anche prima Antonella Aceti che ha detto sono tornata da Roma ma con niente in mano, eppure sono cose importanti che riguardano la famiglia. Prego Presidente. Il compito della nostra associazione è quello di informare le donne. Lei prima parlava degli affitti, so che ci sono dei contributi anche regionali per famiglie di un certo reddito con un certo ISE, però le persone tante volte non lo sanno che possono fare domanda, richiederlo al comune perché non vengono informate. Il compito della nostra associazione è proprio formazione e informazione delle donne, cerchiamo anche di informare, facciamo degli incontri per informare le persone, specialmente le donne, di tutte le opportunità che possono esserci e che ci sono. Dopo però ci sono, però bisogna fare queste domande che vadano avanti, che siano restrittivi, eccetera, è anche vero. Però l'importante è sempre essere informati e sapere di che cosa si ha diritto. Dopo dipende dai comuni. Sì, per via dell'affitto o di altri bonus che si possono. Cos'è che la preoccupa di più, Presidente, dal suo osservatorio? Cos'è la richiesta che viene più, la malattia, l'affitto? Sono tante cose che opprimono questa figura femminile, il lavoro, poco lavoro, fanno fatica a trovare lavoro, specialmente dai 30 ai 55, sono lavori veramente incredibili. Però abbiamo sentito anche l'Antonella Aceti che ha detto veramente che ci sono anche tante donne che cercano veramente di dare il loro contributo con lavori anche molto pesanti. Prego. Io guardo da parecchi anni che sono iscritta e che frequento il CIF e ho frequentato sia a livello provinciale, regionale e anche a parecchi consigli nazionali e da tantissimi anni sento dire che non c'è una politica a favore delle donne in Italia.
la sentivo 30 anni fa e continuo a sentirla adesso. Vuol dire che si è fatto qualcosa, ma si è fatto pochissimo, non si è fatto quasi niente a favore delle donne. Infatti continuiamo a dire che gli asili nido sono troppo cari, che dovrebbero essere più a portata di tutti, che ci sono anche la scuola, è bellissimo, tutto bene, però i bambini quando sono a casa da scuola i genitori devono lavorare, non hanno a chi lasciare i bambini. Ci sono dei problemi, tantissimi problemi ancora irrisolti e certo che se la politica non copre tutti questi spazi, la donna è costretta anche col lavoro, è sempre un po' emarginata perché deve sopperire a tutte queste carenze che ci sono nella società e sacrifica. Chi è che si sacrifica? Sempre la donna nel lavoro, per stare a casa, per seguire i bambini, che è giusto. Poi ci lamentiamo che non nascono bambini ed è una catena che continua così. Se non ci sono le politiche a favore delle donne, le donne saranno sempre quelle che ci vanno di mezzo, che ci rimettono in questo senso. Comunque... Abbiamo Piero da Zero, se non mi cade la linea, poi continuiamo. Ciao Piero. Ciao Milena, buongiorno a te e a tutti gli ospiti. Una cosa, non è stato questo che ha detto, deve essere l'amministrazione che ha informato gli anziani chi ha bisogno. Secondo chi che va in ospedale, operato, manda a casa operai senza dire cosa chi ha, di diritti chi ha, una volta, adesso non so. Cioè, ti vieni fuori e ti dà la carta che ti sta a operare e basta, arrangiati. Abbiamo, se ti in verità, abbiamo te corritti come un voglia. Non sarà adesso l'amministrazione che di ti fuori dall'ospedale perché hai diritto di questo. No, ancora, fa per tempo di salve, grazie, buongiorno. Grazie Piero, hai fatto bene perché l'ULS ha 2 S che vuol dire socio-sanitario e sono veramente, è una S molto importante. Prego Presidente. Sì, dovrebbero essere questi enti a dare tutte le informazioni, non certo le associazioni come la nostra. Sopperisce a delle carenze che ci sono, perché giustamente come diceva Piero, quando uno esce dall'ospedale dovrebbe essere a conoscenza di tutte le opportunità che può trovare nel territorio, ma bisogna informare e essere a conoscenza per poter scegliere a chi rivolgersi e cosa fare. Ma non dovrebbe anche essere il medico di famiglia, Presidente, ad avere anche lui questo ruolo? Perché si tratta di fare squadre, di fare rete. Sì, l'ospedale, ma c'è anche un medico di famiglia che quando vieni dimesso porti la tua cartella, le tue carte, che vede di cosa hai bisogno. Perciò dovrebbe essere anche lui che informa dove potrebbe andare, perché io ho avuto il Presidente dei medici di famiglia e lui ha spiegato molto bene, no, ci sono queste figure che dovrebbero essere affiancate alla persona che è in difficoltà di salute. Prego. Sì, ma questo dipende dalla sensibilità del medico di famiglia. Penso che qualcuno lo faccia, molti altri probabilmente non lo fa, ma dovrebbero essere tutti informati su queste cose e avvertire i propri pazienti. Però sì, se qualcuno non lo fa, anche una sensibilità delle persone, presumo, insomma. Allora Presidente, parliamo anche di giovani. Lei è Presidente del CIF, questa importante istituzione. Ecco, l'età, ecco, chi è che si avvicina alla vostra associazione? Donne, ma che età? Avete giovani? Perché il mondo del volontariato richiede persone giovani o relativamente giovani, perché vediamo sempre persone quasi sempre diversamente giovani, come le chiamo io. Lei cosa ci dice? Dico che questo è un punto dolente, non solo della nostra associazione, ma penso di tantissime associazioni, insomma. Ecco, i giovani purtroppo si avvicinano, ma devo dire la verità, o lavorano, o stanno mettendo su famiglia, o hanno famiglia, hanno poco tempo. La nostra associazione prevalentemente è frequentata da persone, diciamo, pensionate o che si avvicinano all'età della pensione. Non so, io ho cominciato a 40 anni a frequentare questa associazione e eravamo un gruppo di giovani a Rosà in quel periodo, tutte circa 40 anni che ci siamo messe a lavorare, che ancora ci sono, però capisce che sono passati
30 anni, insomma, da quando abbiamo iniziato, quasi 30 anni. Ecco, le giovani, sì, ci sono ma poche, diciamo, ecco, sono sensibili, sono brave, però per vari motivi, o per lavoro o per famiglia, sono meno presenti, anche perché se vuoi fare è abbastanza impegnativo, insomma, noi per esempio a Rosà abbiamo tantissime attività, facciamo tante cose. Le giovani che abbiamo ci danno una mano, vengono specialmente con le idee, con le proposte, che apprezziamo anche molto, però quelle che, ma vedo anche dappertutto, insomma, quelle che diciamo tirano la carretta sono quasi sempre le solite di una certa età. Ma giustamente lei ha detto una cosa importante, non è che forse il mondo del volontariato si deve avvicinare di più alle scuole. Ecco, in base al volontario che tu fai devi scegliere anche quel tipo di scuole, quel tipo di ragazzi, perché se aspettiamo che i ragazzi arrivino da noi non arriveranno mai o poco. Loro devono essere intrigati, sono stanchi della lezioncina in classe, io sono questo, faccio. Dopo un quarto d'ora si sono dimenticati. Se invece li facciamo toccare con mano quella che è veramente la realtà del mondo del volontariato, secondo me è diverso. La vediamo anche nella raccolta, quando fanno queste raccolte importantissime, sono bambini felici, ad esempio anche nei supermercati quando c'è questa colletta alimentare. Io capisco gli alpini, ma dovrebbero essere affiancati anche dai ragazzi delle scuole, così si capisce la solidarietà, così si capisce stare insieme. O sbaglio, Presidente? Però non si fa, arrivare alle scuole è un dramma. Sì, specialmente diciamo che a volte purtroppo gli anziani, le persone più anziane sono un po' gelose del loro ruolo e fanno fatica ad accettare i giovani a fare intervenire e partecipare a tutte le loro attività. Però penso che sia un lavoro che deve essere fatto e che dopo l'importante è che qualsiasi associazione si faccia conoscere per quello che fa nel territorio, perché vedo che nel territorio tante volte non sono conosciute. Adesso io parlo per la mia associazione e nel mio paese, perché io lavoro nel mio paese. Cerchiamo di farci conoscere il più possibile in modo che la gente si avvicini a noi. Facciamo tantissime attività, che prima le parlavo dell'Università della Rosa. Qui abbiamo più di 200 persone che frequentano, però ovviamente sono tutte da pensionati o quasi, o donne che sono a casa. In questo senso i giovani vengono, ma vengono come relatori a parlarci, li invitiamo e partecipano sempre, ma però il tempo loro è sempre limitato perché hanno le loro attività. Noi collaboriamo anche con la festa, con l'organizzazione dei giovani laureati rosatesi, e anche qui abbiamo una rete di collegamento con i ragazzi che ogni anno si laureano e si fa una festa per tutti loro con un libretto dove ognuno presenta la propria tesi, che viene portata a conoscenza del maggior numero possibile di persone. Facciamo delle feste, facciamo delle attività che ci portano a farci conoscere il territorio in modo di farci avvicinare da tante persone. Però questo dipende da associazione ad associazione, però un'associazione deve essere aperta ai giovani, se no un'associazione muore, perché se non c'è continuità va a finire che poi prima o poi... Sì, ma Presidente, quando voi vi avvicinate a questi giovani con queste importanti iniziative, qual è il riscontro che avete? Perché questo è importante poi capire, perché voi vi date da fare, ma il riscontro poi qual è? Il riscontro è abbastanza positivo, dopo in base agli interessi dei ragazzi che vengono, perché quando si fanno cose rivolte ai giovani, vedo che i giovani anche partecipano, però è difficile trovare attività che interessi loro, che farli partecipare, in questo senso sì. Abbiamo fatto in passato anche qualcosa con le scuole elementari e medie, abbiamo anche dato delle borse di studio, abbiamo premiato delle tesi di laurea, eccetera. I ragazzi vengono, partecipi, però dopo, ripeto, ognuno ha le proprie attività, le proprie cose, però l'importante è
cioè l'importante è seminare per raccogliere quel che si raccoglie, ma però l'importante è seminare sempre nel territorio, questo io ritengo una cosa importante. Andiamo a Venezia, andiamo a vedere questo servizio, visto che abbiamo parlato di scuole, cinema nelle scuole, andiamo a vedere. Il cinema a Venezia non è di casa solo durante la mostra internazionale d'arte cinematografica. Lo ha confermato la rassegna che la Biennale di Venezia, per volontà del presidente Roberto Cicutto e del direttore del settore cinema Alberto Barbera, ha organizzato per la prima volta, coinvolgendo più di 1000 ragazzi delle scuole medie e superiori di Venezia, Mestre e anche di Treviso. Mauro Gervasini, critico cinematografico e consulente della Biennale Cinema, che ha accompagnato i ragazzi attraverso questo percorso, spiega. C'è un'iniziativa che nasce all'interno della Biennale di Venezia, lo scopo, l'obiettivo era quello di favorire la visione di alcuni film selezionati, si è sviluppato su 8 giornate, 8 proiezioni. Il mio compito è stato quello appunto di accompagnare gli studenti e le studentesse attraverso queste visioni, le visioni di questi 4 film che sono stati Ready Player One di Spielberg, Quasi amici con Omar Sy, un film francese. Il bilancio dell'esperienza è stato dunque molto positivo, un'attività che ha coinvolto anche la Marca. Abbiamo lavorato su un bacino di scuole di circa 30 istituti, quindi non poche, gli studenti e le studentesse coinvolte sono stati più di 1000, quindi secondo noi il bilancio può essere considerato molto positivo. Oltre alle scuole, diciamo così, del comprensorio Venezia Mestre, abbiamo coinvolto anche degli istituti scolastici di Treviso. Cinema e didattica si sono confermati un binomio vincente. C'è stata grande partecipazione dei ragazzi, in particolare su certi film, però devo dire per esempio con questo film con cui chiudiamo, che è La stranezza di Roberto Andò, che ha a che fare con la figura di Luigi Pirandello, c'è stato molto apprezzamento da parte degli insegnanti, perché Pirandello naturalmente fa parte anche del programma scolastico, quindi comunque c'è stata, diciamo, noi pensiamo anche un arricchimento dal punto di vista didattico. Ecco, penso che sia una cosa molto importante. Cosa ne dice lei, Presidente? Iniziare anche a frequentare di più il cinema. Ecco, questi ragazzi bisognerà più intrigarli con qualcosa, e forse il cinema può fare anche questo. Una volta c'era il Cineforum e mi ricordo che le sale erano piene, strapiene. Prego. A Rosà c'è ancora il cinema che funziona molto bene, il Teatro Montegrappa, che fanno ancora Cineforum, teatri, film ogni domenica, e vedo che sono abbastanza è molto frequentato, è gestito da un'associazione di volontari, per esempio sono più di 100, e questo teatro parrocchiale, diciamo che è parrocchiale, e so che portano anche i bambini delle scuole, sia medie elementari, quando ci sono degli spettacoli o dei film adatti a loro, e vedo che qui è molto frequentato. Fra l'altro adesso fanno anche teatri, specialmente c'è un gruppo di genitori che fa teatro, sono molto bravi i genitori degli alunni delle scuole, e sempre poi fanno questi spettacoli rivolti ai ragazzi e anche al pubblico, ma è molto frequentato, è bello, ed è molto importante che i ragazzi frequentino anche queste attività, che abbiano queste opportunità. Magari mettere insieme anche i diversamente giovani nelle RSA o quelli che sono a casa non sarebbe male, far iniziare a capire forse che gli uni hanno bisogno degli altri, cominciamo forse a metterli insieme, che faremo una cosa molto importante. Come ci saluta, Presidente? Un minuto. Ringraziandovi innanzitutto dell'opportunità che mi avete dato di parlare della mia associazione, augurandovi di continuare così in modo molto bello e positivo il vostro lavoro, e grazie e buona giornata a tutti, e grazie mille. Grazie anche a Anna Ganassin, Presidente CIF, Centro Italiano Femminile Sezione di Rosà Vicenza. Speriamo di fare squadra tutti assieme, di dare quei servizi che riescono veramente a intrigare non solo i giovani, ma anche i diversamente giovani, che li abbiamo troppo divisi, li abbiamo troppo separati. Forse è il caso che cominciamo a metterli assieme, e forse avremo meno giovani per strada e meno anziani diversamente giovani soli. Grazie Anna Ganassin, grazie a voi. Adesso facciamo la posta di Mirella.